I cibellini, ma vabbè, lasciamo perdere proprio. No, dobbiamo andare subito live perché siamo in ritardo. Voi non avete idea, veramente. Iscrivetevi al canale. Cacchio. No, ma capite? Sì, che state aspettando? Certo. Siete completamente pazzi? No, è perché pronti con il timer, maledizione. Sto più in anticipo io di DAZN stavolta, non lo so. Fermi, mo vi saluto a tutti, però un attimo. Un attimo, importantissimo il timer, se no ci perdiamo in chiacchiere. Elmas che sembra Cavani con quei capelli lunghi. Vai, no, pausa. Via. 5, ci siamo? Sì, ok. No, con una calma olimpionica. Allora, tutto a posto. Vi voglio bene. Passiamo a guardare questa partita perché Mario Rui lancia subito Osimhen. Poi ne parliamo con calma perché voi non avete... Eccolo Osimhen che scatta sulla sinistra, attenzione! No, è perché voi dovete capire una serie di cose. Una delle cose che dovete capire, ma funziona tutto, sì, il microfono, le cose... Io l'ho vissuta senza ansia, il pre-partita, ma assolutamente senza ansia. Sapete perché? E vi spiego. Sì, funziona tutto, sì. Mi sono svegliato, ho fatto le melanzane a funghetti, poi ho cominciato questa live senza cliccare vai con la live, quindi ho parlato per buoni 5 minuti da solo per farvi capire come sto tranquillo. Ho fatto ho fatto le melanzane a funghetto e sono venute talmente buone che probabilmente non ci butto neanche la pasta, non la faccio la siciliana, non ce la butto la pasta dentro, li utilizzo come contorno freddo, buonissime proprio con i pomodorini, una roba spettacolare. Dopodiché, una volta preparato questo, mi sono messo a lavorare di editing sul video di Messico 86 che uscirà domani mattina, mentre l'Udinese scambia a centrocampo, ma non ha importanza perché la partita è l'ultima cosa che conta, non è vero? Attenzione, il cross, c'è quasi un cross, eccolo che arriva, libera Elmas. E poi c'è un tiro che va in curva. Quindi, veramente, le cose importanti. Prima le melanzane a funghetto, la prima cosa importante. Seconda cosa importante, la canzone che sta per uscire. Sono emozionatissimo perché una cosa è fare video su YouTube dove parli del Napoli, può piacere, non può piacere, ma la canzone è importante, quindi importantissimo. La community mi seguirà, la community dimostrerà il suo affetto. Di Lorenzo Politano che lancia subito, viene un po' ostacolato Osimhen, ma lui applaude, non ha problemi. Sfoggia una nuova miss Spalletti con questa maglia un po' sportivo, bello, bell'uomo Spalletti, niente da dire. E quindi bene così, voi salutate i moderatori che sicuramente sono tutti online, tutti uno per uno, e nel frattempo controlliamo Pussetto che fa il colpo di petto, il colpo di Puppetto, di Pussetto, e c'è il calcio d'angolo. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, ma il risultato non conta, io ve lo ripeto. Sapete perché? Perché se il Napoli vince andiamo prima in classifica, beh, una soddisfazione sicuramente andare prima in classifica, tutti quanti che poi parlano di scudetto, allora la mentalità, la famosa frase negli altri anni queste partite le perdevamo, vabbè. La mentalità, l'essere fragili mentalmente, l'approfittare, libera Osimhen. Bravo ancora Osimhen in contrasto, ma ancora un cross che porta a una rovesciata. Questo se il Napoli dovesse vincere, eccetera eccetera, così. Ma che cosa significa? Che stiamo a posto, che stiamo sicuri? No, significa che dobbiamo continuare, perché poi ad ogni partita sarà sempre un esame di maturità. Sarebbe bello approfittarne per una volta, visto che noi diciamo che cerchiamo di gufare le altre, non ci riusciamo. E ieri invece è funzionato tutto, cioè male Koulibaly.
Io mi devo scrivere tutte le cose. Male Koulibaly, la riconsegna agli avversari. Rachmani, guarda, Stiger Larsen e Di Lorenzo lo accompagna a terra. L'arbitro fa cenno di continuare. Fa cenno di continuare. Di Lorenzo. Vabbè, niente, non c'è niente, però c'è sempre il pericolo, diciamo, che un arbitro lo può giudicare diversamente. Direi nulla. Direi nulla, però dobbiamo essere pronti noi a scrivere tutte le cose. E quindi, avete capito? Gotti anche è un bell'uomo. Gotti è un bell'uomo. Deulofeu è il driblomane, è il famoso driblomane. Buonasera a tutti ragazzi, non riesco a vedere, non riesco a vedere i vostri, come ho guardato un attimo per capire se ci siete, Dicevo i lurcatori, perché sicuramente essendo il Napoli l'unica squadra che gioca in questo momento, magari qualcuno curioso, anche non tifoso del Napoli, potrebbe affacciarsi. Anch'issa perde il contrasto, Di Lorenzo perde il secondo contrasto, cade a terra e resta a terra. E con fair play l'Udinese mette il pallone fuori, ma non c'era niente di che. Non c'era niente di che assolutamente. E quindi vi dicevo, sarebbe carino, sai, fare più punti possibili all'inizio, creare un gap per poi quando arriveranno i momenti di difficoltà, che arriveranno, perché un po' di sfortuna, un po' di difficoltà organiche arrivano sempre. Se però dovessimo fallire, per ipotesi, la partita di stasera, un pareggio, addirittura una sconfitta, nemmeno ne farei tanto un dramma. Attenzione, dicevo, nemmeno ne farei tanto un dramma, perché come stecchiamo noi questa, hanno steccato le altre prima. L'Inter ha steccato con la Sampdoria, la Lazio che ha con Mazzarri, ha steccato la Roma. Mourinho ci deve spiegare il Verona, Mourinho ci deve spiegare cosa è successo con il Verona. A Juventus sta alla base, quindi calma, non succede niente, nemmeno se perdiamo questa qua, quindi ce la viviamo con una tranquillità e una pace, una serenità. Il cross di Politano, una serenità assoluta, proprio senza proprio patemi d'animo che nemmeno i giocatori avranno. Non avranno quella cosa a dire però partita importante, decisiva. Non è decisivo niente. È una partita che va affrontata con la calma di chi deve sapere di essere grande squadra, di essere migliore dell'avversario, con le difficoltà che sappiamo, perché le abbiamo dette, ovviamente la velocità degli attaccanti che non ti danno punti di riferimento, il Napoli che potrebbe accusare un po' di stanchezza o guardare anche, avere il piedino, la gamba che guarda anche ai prossimi impegni, perché poi ci sarà la Sampdoria subito. Anch'essa, si gira Fabian Ruiz, torna indietro da Koulibaly. Quindi uno deve ragionare un pochino su tutte queste cose e vediamo. Il lancio di Insigne alla cieca per Osimhen, che riesce a agganciarla con una mezza magia. La palla finisce poi a Politano, che punta due avversari, scarica per Anghissà. Serve Fabian, c'è il movimento di Di Lorenzo ignorato da Fabian, va Anghissà a muoversi col pallone, adesso è Elmas che lo accompagna in questi scambi stretti, mentre il Napoli indietreggia per cercare spazi. Elmas viene fermato fallosamente. Lo sta venendo con sti capelli Elmas. Avete ragione che somiglia a Cavani, che me l'avevate detto, io avevo detto ma quando mai, e invece da lontano con questo capello così, con la fascia, un pochino ci somiglia.
quindi capite, senza problemi, senza patemi d'animo assolutamente. Poi lasciate i like come al solito, come tutte le partite normali. Rachmani di Lorenzo, si torna da Rachmani che torna da Ospina, vedi, con la calma necessaria, senza alcun problema e problematica. Devo bere, devo mangiare, devo fare tutte le cose belline. Il lancio di Ospina verso Insigne lo trova, si appoggia a Mario Rui che avanza palla al piede, vede il movimento congiunto di Osimhen e anche Politano che si vanno quasi a sovrapporre. Fallo laterale per il Napoli che si ritorna insomma, si muove la palla, la compagine partenopea, ecco, questa era la frase che cercavo. E Mario Rui che alza molto la testa, sta cercando i movimenti di Osimhen. Mario Rui bene, mi piace il non guardare subito dietro, anche perché con la velocità degli attaccanti il passaggio all'indietro è un rischio più che altro, anziché no. Meglio perderla in avanti con un lancio se ti trovi in difficoltà, perché il retropassaggio potrebbe innescare il pressing degli attaccanti. Osimhen di petto per Fabian che allunga il pallone per Di Lorenzo, alza la testa Di Lorenzo, appoggia Politano, scambio ancora per Di Lorenzo che arriva fino in fondo, riesce a vincere il contrasto, non c'è fallo, cade Di Lorenzo ma in maniera regolare, ma è bravo Politano a recuperare il pallone. Ora Fabian e ancora Politano è bravo con una finta a guadambiare il fallo laterale. Anghissà, un Napoli che mi sembra anche propositivo. Devo subito spegnere il cellulare che mi sono dimenticato di togliere la suoneria, gravissimo, le cose gravi, mentre Mario Rui prova a discendere. Elmas che si abbassa sulla linea dei centrocampisti, ora è Insigne un po' più accentrato, arriva addirittura sulla linea di Koulibaly Insigne per cercare di attrarre a sé dei difensori e liberare spazio per Elmas. E bravo Fabian, ora scambio Elmas e Osimhen e per un pelo non si chiude il triangolo. Ancora un buon colpo di testa di Rachmani che ricaccia l'Udinese all'interno della sua metà campo. Ora però c'è uno scambio importante e un cambio di gioco verso Strigel Larsen che non riesce ad agganciare con un'acrobazia, pallone molto difficile per l'esterno dell'Udinese che viene recuperato in extremis. Quindi Lorenzo inciampa, pallone, palla, ma non c'è nulla. Con molta guarda Spalletti come, mamma mia. Buono il lancio di Mario Rui per Insigne, non c'è fuorigioco, avanza Insigne, entra in aria, cerca lo spazio, il tiro di Insigne, la parata importante del portiere, il pallone che è sbucato all'improvviso, ancora Politano, il cross. Insigne, prima occasione importante per il Napoli con parata a terra del portiere, pallone che è sbucato da una selva di gambe fondamentalmente, parato, un tiro a giro basso, quasi rasoterra. Vedo bene Politano, molto, molto vispo su quella fascia. Fabian che ora appoggia per Mario Rui, sempre molto alto. Elmas di prima ancora per Fabian, ancora verso Elmas, pallone leggermente lungo e prova a ripartire ora l'Udinese. Fa buona guardia Insigne che rallenta l'azione di Arlan si chiama? Scivolata a vuoto di Koulibaly, Pussetto riesce a superare un paio di avversari ma il suo suggerimento è impreciso e fa buona guardia Ospina. Si riparte con Anghissà, Elmas molto basso, Napoli che sembra più
costruito sul 4-3-3 quest'oggi che non sul 4-2-3-1. Vediamo quindi Fabian vertice basso del centrocampo. Adesso c'è un errore di Rachmani, ne approfitta l'Udinese per recuperare palla e ora proviamo il pressing con Insigne, pallone in avanti, lo recuperiamo molto bene con Elmas e si riparte da Di Lorenzo perché non c'è fretta, non c'è nessuna fretta, non abbiamo patemi d'animo, siamo tranquilli. Insigne e Ruiz cambiano, ancora Fabian Ruiz, Rachmani che serve ora a Di Lorenzo, alza la testa di Lorenzo, cerca una soluzione e la trova in Rachmani. Koulibaly verso Mario Rui che prova al centro, pesca Insigne che la colpisce molto male. Aveva pensato al tiro di potenza Insigne, poi il pallone gli rimbalza male. Vediamo. Sì, ha proprio provato il tiro di potenza, ma sul controbalzo la palla finisce in curva. L'altro tiro invece era molto interessante. Quindi segniamo quest'altra occasione per Insigne col tiro altissimo. Vediamo ora i tre attaccanti del Napoli accorciare per un pressing sul portiere. Colpo di testa tentato da Koulibaly che sovrasta l'avversario ma con fallo. Ed è credo proprio Pussetto che si... È Pussetto? Sì, è proprio Pussetto. Che come un Pussetto, insomma, così selvatico... Credo che in caduta i tacchetti di Koulibaly sono finiti nella coscia, nell'interno coscia di Pussetto. Intervento assolutamente involontario, dove il pur bravo e veloce attaccante dell'Udinese ha avuto la peggio. Ogni tanto, perché si ferma quel timer che non si dovrebbe fermare? Ah, ho capito, scorre in avanti per una questione di... È chiaro. Sì, era chiaro, vabbè. Rachmani verso Ospina, che ci pensa sulla tocca troppo! Ospina! E quando votavo toccavo tiene un gol! E guarda! No, Ospina, basta, io non posso perdere la voce per senza niente, perché questo è un per senza niente. Lo tieni addosso, ma quante volte la vuoi toccare questa pallone? Ma tira annanza! Ospina che ci incischia e mi deve far venire un infarto, inutile. Gli infarti ci sono gli infarti logici e gli infarti... Questo è un infarto inutile, evitabile. Insigne. Converge verso il centro, scarica su Fabian Ruiz, non arriva Di Lorenzo, adesso sì, il pallone è per Politano, controlla, esce dall'area, trova un filtrante verso Fabian Ruiz ma la palla non lo raggiunge e ora è bravo Anghissà a rallentare la ripartenza dell'Udinese. Ma vedete un po' se io mi devo prendere collera per un retropassaggio, dai, cioè... Le cose evitabili, perché poi quest'anno abbiamo la mentalità, quest'anno non siamo fragili mentalmente, non facciamo diventare la mentalità poi presunzione, perché poi quello può essere il problema, il credersi troppo forti, il credersi bravissimi, velocissimi, tecnicissimi e poi con la presunzione ti fanno, perché devi essere sempre umile. Devi affrontare la gara come se stessi affrontando sempre una squadra più forte di te. Vedi che poi vanno al triangolo e vanno al tiro. È così, il calcio è così. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio al riguardo. Si riparte da Koulibaly
che serve Di Lorenzo, che alza la testa e lascia il pallone a Politano, il quale torna da Di Lorenzo. Virgilio Bardiera. Grande Virgilio, ci ricorda. Buonasera Valerio, che me ne fotte del fantacalcio. Vai Osimhen, perché oggi siamo contro nel fantacalcio clamorosamente e siamo in un equilibrio assoluto. L'unica differenza la può fare Osimhen, che io ho schierato titolare, cosa che di solito non faccio. Cerco di evitare i giocatori del Napoli, continuo ad usare Szczęsny proprio con la speranza di perdere al fantacalcio. E Osimhen potrebbe rompere l'equilibrio in caso di buona prestazione, magari di segnatura. In caso di segnatura potrei passare in vantaggio. Ecco che Osimhen tocca e cerca quasi di recuperare palla. Grazie Virgilio, come sempre. E staremo a vedere se il giovane Victor è bravo. Ora Fabian in interdizione. Se il giovane Victor ci regalerà un sogno, un po' a tutti, chi ci gioca contro e chi ci gioca pro, ma tutti i tifosi del Napoli, e quindi vogliamo che il Napoli segni e vada a fare il risultato per mantenere una consapevolezza, per non minare la fiducia, insomma. Vedi Luca per esempio, senza attenzione, il tiro ribattuto da Rachmani. Luca G, ti mando un bacione amico mio, con il ruttino incorporato. Non volevo, ma è quando bevo le bollicine è un macello. Grazie mille amico mio per il supporto. Quando siamo al 21esimo ci troviamo con il timer. Chi riesce a sintonizzarsi e a non spoilerare, a guardarsi la partita con me, mi fa un piacere di pazzo. E chi magari se la recupera dopo, perché ci sono i miei... Attenzione! Il cross al centro! Fabian è bravo! Fabian è bravo a seguire. Buon inizio partita di Fabian per quanto riguarda l'interdizione. Magari coi passaggi ancora deve prendere i giri, ma interdizione importante qui. Interviene su Pussetto sul pallone e Pussetto prende una pallonata. Ciro, grazie a te posso seguire le partite disperso tra i monti liguri senza... Oh, che meraviglia, amico mio, mi fa piacerissimo, Ciro. Mi fa piacerissimo di darti una sorta di servizio ausiliario. Grazie mille amico mio. Nei monti insieme ad Annette, lo so, è tosta. Spesso mi è capitato di andare a suonare e di perdere connessioni e non poterla seguire, si soffre da morire. Grazie infinite amico mio, grazie infinite. Dicevamo un buon inizio di Fabian. Politano mi sembra pimpante. Napoli che qualche rischietto lo ha corso finora. Ancora Koulibaly che si libera del pallone per Mario Rui. C'è un pressing non continuo, non forsennato dell'Udinese, che però quando decide di accelerare mette in una qualche difficoltà i nostri difensori, che girano il pallone in orizzontale. Non troviamo verticalità in questi primi 23 minuti, quindi dobbiamo giocarla. C'è un bel po' di giocarla all'indietro, un bel po'. L'Udinese è schierata benissimo in campo con questo 5-3-2 molto serrato e non si trovano spazi. Eccolo ora Osimhen che viene contrato. Osimhen deve fare questo lavoro, deve venire incontro, perché se non hai la profondità devi venire a giocare almeno per portarti un difensore appresso. Non è un movimento che lui ha naturale nelle sue corde, perché punta sempre la porta. Attenzione, adesso è Insigne che punta la porta, prova il pallonetto! Ed è gol! Insigne la tocca Osimhen, ma il pallonetto
fatemi vedere di chi è il gol perché io devo aggiornare il bannerino. È stato Insigne a puntare, perché cosa vi dicevo? Che quando Osimhen si viene a portare qualcuno, gli altri si possono inserire. Andiamo a vedere, ma con la calma che ci contraddistingue, perché dobbiamo capire chi ha segnato. Non ci sono fuorigioco, non c'è nessun fuorigioco, non credo. Il tocco sotto di Insigne, il pallone, dobbiamo rivederla al microscopio, anzi. Comunque bravo Osimhen a crederci e andare fino in fondo, perché c'era un difensore, c'era Samir, che ha provato in ultima istanza a salvare sulla linea. Insigne ovviamente esulta, Osimhen lo raggiunge, adesso dobbiamo capire. Nel frattempo scriviamo aspetta, che stanno facendo il controllo? Non fatemi urlare per senza niente. Osimhen dice vabbè, aspetta, ma che c'è da aspettare? Non lo scrivo. Gol dato ad Insigne. Dai ragazzi, non lo scrivo, non fa niente. Bravo Napoli, bravo capitano. Aiuto. Il Napoli non ha preso lo schiaffo questa volta, mentre resta a terra Politano. Il difensore dell'Udinese chiama a gran voce aia! Che brutto intervento, prende il pallone, ma rivediamo, la gamba si allunga e lo prende male. Speriamo non sia niente di grave per Politano, che continua ad essere a terra e a mantenersi il ginocchio. Rivediamo nel frattempo il pallonetto col portiere in uscita. E rivediamo proprio a rallentì. Ma qua Osimhen l'ha toccata prima. Mi sa, caro Virgilio, mi sa che il gol è di Osimhen. Mi sa, ma non lo sappiamo, non ci interessa. Il 90% del merito va ad Insigne, non so se è l'ultimo tocco. Stavolta con messaggio, Luca G, bravo, mandamelo in messaggio alla grande. Ti abbraccio, grazie ancora amico mio, grande capitano. Che qualcuno continua a dire Insigne è scarso. Ragazzi, sarà scarso. Secondo me, quando facciamo i commenti sui giocatori, noi dobbiamo commentare le prestazioni di volta in volta, perché ci sono giocatori che sono bravi ma che fanno magari una volta una partita non all'altezza. Faccio un esempio: chi può mettere in discussione Koulibaly tecnicamente, fisicamente, a livello di velocità? È indiscutibile, però anche lui ogni tanto fa una partita, può fare una partita non eccezionale, può essere distratto, può incontrare un avversario più in forma, capita. Ma non dobbiamo dire ma voglio qua solo in Serie C. Insigne nel frattempo mette la palla a terra e serve Elmas. È bravo Lorenzo ad aiutare i compagni. Il rilancio di Rui è bravissimo. Osimhen ha fatto una magia di Osimhen con l'avversario addosso, la tocca un attimo a scavalcarsi, una roba spettacolare. Ragazzi, questo tecnicamente non è scarso, ha solo i piedi un pochino così e così, e quindi ogni tanto per fare queste cose ad ultra velocità, veramente le fa in una velocità supersonica, è normale che il controllo ne soffre, tecnicamente sembra meno, ma questo fa delle cose col pallone che non tutti i giocatori in Serie A fanno, Quindi questo rientra nel discorso quando giudichiamo Insigne, quando giudichiamo lo stesso Mario Rui. Il lancio di Insigne verso Politano, è bravo Matteo a tagliare tutto il campo e a mantenere il possesso di palla. Fabian per Rui, il pallone è corto, Fabian sveglia.
perché io sono generoso con te, quando vedo che stai in pressing e contrasti ti dico tutti bravo che vuoi, ma se diventi lezioso non ti perdono, perché sei un giocatore top. Fabian per caratteristiche è un giocatore top, perché è alto, tiene un gran sinistro, tiene muscoli, tiene personalità, non lo so, personalità la vedremo, ma comunque, Anghissà, supera in avversario, tenta il suggerimento per Insigne, non arriva a destinazione, insomma, Fabian è uno di quelli, capito? L'arbitro si mette a marcare Insigne, schifo. Insigne gol Osimhen, perché dobbiamo scriverla tutta? E quindi quando si dice Insigne è il male del Napoli, io ci penserei 2 volte prima di dire una cosa del genere, perché poi quando vai a vedere le cose buone che il Napoli ha fatto in questi anni, Insigne è sempre stato titolare. Allora come facciamo a dire Insigne è il male di questa squadra? Diventa complicata. È ingeneroso, sono quei famosissimi il colpo di petto di Osimhen, le mani, ma si continua per il vantaggio. Anghissà supera 2 avversari, avanza palla al piede, lascia di Insigne che trova Fabian che pensa al tiro, palo, un palo incredibile, lo vedete quanto è straordinario? Lo vedete quanto è straordinario Michele, che Mario Rui, come chi l'ha hit? Guarda Fabian che ha fatto, mamma mia, a giro prende un palo clamoroso Fabian, signori, palo clamorosissimo, una Famore ci sta, Tore Falang, ma ci sta, certo che ci sta sempre, quando siamo al 30° e 59 secondi, 31, insomma siamo lì. Che peccato Fabian, Anghissà di testa, prolunga un attimo e ora prova a ripartire Deulofeu che con un doppio dribbling costringe al fallo Fabian, ed è bravo Fabian a commettere questo fallo. Dovete capire, quando uno analizza le partite, si deve spendere un fallo, spendilo un fallo, anche se ti devi prendere un cartellino giallo e non crei la superiorità numerica. Bravo Fabian, come fa? Questa è la bellezza, è quella. Molina, da non confondere con Molinaro. Napoli che ora accenna ad un pressing con Politano, accompagna Di Lorenzo e fa bene perché costringe l'Udinese a rilanciare lungo e fa buona guardia Rachmani di testa, ancora Di Lorenzo, campanile verso Osimhen e c'è fuorigioco. Fa bene Osimhen a stare sempre sul limite del fuorigioco, lo vedo tranquillo e sorridente. Calma, niente. Partita lunghissima, calma. Però un like l'avete lasciato? Attenzione, non lo lasciate ancora perché Koulibaly, lasciatelo adesso per questo intervento di Koulibaly che serve Insigne che scatta sulla sinistra, supera l'avversario che gli tocca il pallone ma la recupera Insigne, lascia a Fabian Ruiz, siete 170, voglio i like, altrimenti faccio scena muta. Politano, ancora Fabian che trova Insigne. Come la faccio sta scena muta? Come la faccio? Elmas lascia Mario Rui, ancora Elmas per Fabian, si ritorna e ora Anghissà che però punta in avanti, c'è spinta su Insigne e l'arbitro chiama il fallo. Grandi proteste, non capisco il perché, hai spinto, se tieni le braccia larghe è un conto, se non le tieni larghe finisci, fammi rivedere, ma non go pascire, ma di che ti lamenti? Vedo la mano sulla schiena.
Gotti, smorfie. Sotto hashtag, anche per chi la guarda dopo, i miei eroi che guardano dopo, perché se la recuperano dopo, perché magari ognuno ha i suoi riti e quindi ognuno deve fare le cose sue, e voi ve la guardate dopo per affetto assoluto, scrivete sotto hashtag Gotti smorfie. Le smorfie di Gotti. Insigne chiama uno schema, quello a due mani così, mani in alto. Chiama lo schema della rapina, potrebbe essere. Mani in alto, questa è una rapina, cioè palla verso il portiere e qualcuno che la tocca proprio per rapinare il gol. Palla, no, è uno schema per Fabian, ecco il controcross, il tiro di Koulibaly, è un gol bellissimo, è un gol bellissimo, è un gol di rapina bellissimo. Bellissimo, è uno schema, Insigne che serve Fabian che di prima lancia Koulibaly nello spazio che solissimo tenta la conclusione di sinistro, la palla sbatte per terra, il portiere insomma la tocca ma segue Rrahmani. Rivediamo il lancio bellissimo di Fabian e Koulibaly la mette al centro, non era un tiro, Rrahmani è bravissimo a seguire, lo schema è proprio questo, è un passaggio per Rrahmani che è bravissimo. Rrahmani, dobbiamo aggiornare il bannerino, che bello. Siamo fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, non sono più fragili mentalmente. C'è un buon approccio. Rrahmani gol. E che schema! Le smorfie di Gotti! Voi vedete che io cambio anche colore, ma non perché grido e divento rosso, è pure una questione. Lo schema fa amore, questo è il famoso schema fa amore, Michele, hai ragione. È lo schema fa amore che tu credi, no, la Boris ha tirata sbagliata, invece no, a fa amore, è proprio lo schema, proprio dove noi eravamo carenti, perché sul calcio di punizione lo sappiamo che non siamo eccezionali, a fa amore. Colpo di testa di Rrahmani, Elmas in avanti per Osimhen che cerca di servire Anghissà, tocca il pallone per un attimo Fabian, Deulofeu prova il tiro e Ospina la para a terra bene, tiro debole che non impensierisce il portiere colombiano. Calma, non è che... sempre con calma, con la calma olimpionica di troppa calma Ospina. Tutti con calma, tranne Ospina. Ospina deve tenere la pressa e l'ansia. Tutti con calma, tranne Ospina. Per favore. Non giochiamo dal basso, dobbiamo essere verticali. Il gioco dal basso, abbiamo deciso che non si fa il gioco dal basso. Fallo su Osimhen. Verona-Napoli out, Virgilio, Osimhen si tocca il ginocchio e mi sento male, no, si rialza. Non chiama niente. Virgilio, Verona-Napoli. Ma quella era Napoli-Verona. Il problema è anche Verona-Napoli andò malissimo. Però Napoli-Verona. Ci devono spiegare Napoli-Verona. Attenzione all'Udinese che ora prova a riversarsi in avanti. Dovranno allentare le maglie della difesa l'Udinese perché adesso sotto di 2 gol devono fare qualcosina in più. Però ricordo insomma che il Napoli non deve abbassarsi troppo, perché sennò queste le cose che abbiamo detto anche l'anno scorso, senza paura, se ti abbassi è male perché poi lo subisci il gol. Vediamo anche l'esperienza delle altre squadre che fanno questa storia. Intervento di Mario Rui parziale. E ora c'è un buon lancio per Molina, ma fa ottima guardia Koulibaly. Rivediamo. Abbiamo visto un replay della palla, cioè che Rrahmani era dietro la linea della palla.
sebbene avanti rispetto ai difensori dell'Udinese, quindi il fuorigioco non esiste. Non c'era nemmeno bisogno di farcelo vedere, cari amici di CBS Sport, Paramount Plus. Non vi permettete di bloccare lo streaming Dura Così, perché io pago e poi vi denuncio. Giostra a centrocampo l'Udinese. Calma. Calma. Non ci sono 200 like. Polli? Polli? Io lo so che ci sei, Polli. Non so i like, ma sono sicuro che Polli è lì. Si parlava di Gennaro, i vari Gennaro che hanno fatto l'onomastico. Auguri a San Gennaro. Io li sbaglio sempre tutti gli onomastici, cioè mi dimentico sempre, non li faccio mai auguri e mi dispiace. Mentre Pussetto sfida Rachmani, che però lo accompagna fino sulla linea del fondo, e Fabian gli dà il 5. Bravo Fabian ancora una volta ad aver recuperato fino sulla linea del fondo, praticamente per dare una mano al compagno. Bravo Fabian Ruiz. Va bene? Poi andiamo tutti sui social e gli lasciamo i like su Instagram, che loro ci tengono moltissimo. Ci tengono più loro ai like che io, devo dirvi la verità. Solo che io li devo chiedere perché voi mi dimenticate, loro li ottengono perché sono i calciatori. E qui. Di Lorenzo, ecco qua, il famoso fallo all'indietro, fallo laterale di Lorenzo. Verso Rachmani, che ancora una volta si fa vedere anche Fabian Ruiz. È il pericolo, ma è bravo Fabian questa volta a sventagliare verso Mario Rui, che avanza di gran carriera, proprio una gran carriera. Insigne e Elmas, si fa vedere ancora Fabian molto mobile. Io gli do pure la palma del migliore in campo, se continua così. Insigne, movimento di Mario Rui, Insigne trova ancora Fabian che ce l'ha sul destro, scambia con Anghissà, Elmas ancora il pallone a Fabian, il Napoli non lo perde. Di Lorenzo trova una verticalizzazione verso Osimhen, ma viene anticipato e ci sarà fallo di punizione per l'Udinese già battuto. Falco, c'è anche lei. Valerio va in spinta vocale. Sto andando in Falco. Gennaro chi è? Perché quello fa così. Gennaro chi è? A livello proprio melodico è così. E quello risponde: ma vedi bene? Gennaro, mio zio. Lo vedo, attenzione! Il cross dell'Udinese, lo vedo. Tu Gennaro, che hai indovinato Gennaro Dauria, e dice hai indovinato Gennaro, che hai risolto. Ma non si scherza con il maestro, ragazzi. Il maestro Gennaro Dauria non si scherza. Si apprezza, si segue, si ama fino alla follia. Gennaro Dauria, non si scherza con Gennaro Dauria. I più non sanno. Attenzione Insigne. Prova Molina ad andare fino in fondo, ha davanti a sé Mario Rui, quindi si deve fermare. Il contrasto con Insigne ha la meglio Molina, ma arriva Anghissà che strappa il pallone agli avversari e prova a ripartire. Non si intende con Osimhen. Il passaggio va da una parte, Osimhen va dall'altra, peccato. Occasione sciupata dal Napoli in questa ripartenza. Insomma, i più non sanno che io ho scritto una colonna sonora per Gennaro Dauria, per una spedizione, trattenuto per la maglia Anghissà, per una spedizione a caccia di fantasmi, dove noi andammo in un monte sperduto, zone dei Cavaldo, e andammo alla ricerca dei fantasmi, li trovammo anche.
la famosa bambola assassina, e quindi io poi ebbi l'onore, oltre ad aver partecipato a questa spedizione terrificante, un'esperienza da tenere bella stretta, da non ripetere, specialmente se non siete in presenza di un guru che vi può salvare la vita in caso di incontro del terzo tipo. Lancio lungo di Ospina che raggiunge Osimhen. La palla poi viene liberata dall'Udinese, rimbalza ancora e Koulibaly la lascia a Rachmani. Fabian. Insomma, oltre alla spedizione io ebbi l'onore di musicarla, ecco. Attenzione, bel lancio di Insigne per Politano che si trova tutto spostato a sinistra, ma era in fuorigioco Matteo. Belli i tagli che sta facendo Politano dalla destra fino dall'altra parte, praticamente, con Insigne che si abbassa molto, ed è lo spunto tattico che non vi manca. Politano taglia tutta l'area di rigore fino ad arrivare in zona Insigne e crea scompiglio, perché chi se lo prende, bravo Matteo, o bravo Spalletti che gliel'ha detto. Ci sarà 1 minuto di recupero alla fine di questo primo tempo, dopodiché leggeremo un po' di commenti, fermeremo il timer probabilmente, andiamo a vedere, mentre scambiano Fabian Ruiz e Elmas, che avanza il numero 7, Mario Rui per Insigne, ancora Mario Rui all'indietro verso Koulibaly. Il Napoli ha ancora 30 secondi da giostrare con il pallone, dopodiché si andrà negli spogliatoi, ma il Napoli prova un ultimo attacco con Politano, si sovrappone Di Lorenzo, Politano cincischia, quasi inciampa sul pallone, si ritorna da Fabian che con calma serve Rachmani e sarà probabilmente la fine. Ecco il fischio preciso dell'arbitro e si va negli spogliatoi. Una faccia corrucciata di Osimhen, ma non importa, non ha importanza. Amico mio, perché sei corrucciato? Non ha importanza. Allora, parliamo di calcio, niente attacchi personali e niente offese, rispetto reciproco e sportività. Ma questa cosa che vi dice il Nightbot non è per voi, amici bellini, perché voi lo sapete già. Voi lo sapete già, è per chi lurca entra e non lo sa. Luca G in grande forma, gli esorcismi telefonici di Gennaro, Freedom Goal. Assolutamente Luca, assolutamente. Tu devi sapere che io proprio in radio, tutte le serate che andavo a fare, radio accesa, radio Camaldoli Stereo, dovevo sentirmi Gennaro, le repliche, eccetera, eccetera, i radioracconti. Più che gli esorcismi, io impazzivo per i radioracconti di Gennaro Davide che lui inventava al momento, una roba veramente straordinaria. Cicci Put, esatto. Valerio, gradirei una tua risposta, vorrei dare una mano ai moderatori aiutando anche te, sono attivo e iscritto da un bel po', capisco perfettamente, se non puoi amico mio poi ne parliamo in privato, grazie mille. Comunque Romolo, non siamo fragili mentalmente, forza Napoli sempre, dai. Maria Elena, da un calcio piazzato e su schema, miracolo, è proprio vero. Piano Merlo che la strada è lunga. È certo che la strada è lunga, è ovvio, dobbiamo stare molto calmi. Abbiamo fatto uno dei primi tempi migliori da quando è iniziata la stagione. Alessandro, sono d'accordo, un po' imprecisi sui passaggi ma cinici. Buonasera Max, buonasera Valeruccio, a tutti i modi, gli amici bellini. Amore gli schemi, amore, sono venuto solo per il like, sei un grande Losco, sei sempre un grande. Politano deve giocare sempre. Santino, sta in un'ottima forma Politano oggi, è dappertutto, veramente dappertutto. Enzo, è un ottimo Napoli, mi sento di dire che è un ottimo Napoli. Calma e Cornetti a Iosa sono d'accordo, mentre Gianni Cosenza ci dice un bel caffè, ci offre un bel caffè da parte mia, un bacione da Stoccarda. Idealmente lo bevo, guarda, idealmente lo bevo. Grazie Gianni, grazie mille. O schema gira, è proprio vero.
Va bene Carmine, va molto bene, sei arrivato adesso, quindi sei in tempo per lasciare il tuo like. Tutto ottimo finora, un gran gol di Spalletti, e comunque tu sei quella di bravo. Dove fanno le pelli là, che l'ha fatta belli pelli. La differenza la sta facendo il centrocampo. Fabian Anghissà stanno giganteggiando lì in mezzo. Elmas ancora opaco, sono d'accordo. Elmas sta ancora cercando la posizione migliore dove essere più determinante. Az, bravo, bravissimo. Date un caffè anche ad Ospina, mi sembra un ottimo suggerimento, Saracino. Anghissà fa rizzare anche me, veramente alla grande. Spalletti ha messo la solidità, ha messo quello che mancava, la solidità di testa. Attenzione, attore Falanga, che senza saperne leggere né scrivere, ma invece no, attore Falanga sa leggere e sa scrivere anche bene. Ci va duro in Mazzo We Trust. Mazzo, mentalità, siamo una squadra migliore degli anni scorsi, siamo più forti, c'è l'allenatore più in gamba, tutto è possibile, teniamo duro e poi ne parliamo, perché lo sapete che domani c'è l'approfondimento tattico? Lo sapete che domani c'è pure la canzone, quindi esce il doppio video, vi siete iscritti al canale oppure guardate e basta. Brava Polly. Dario, 2 polpette. Marco TVB, c'è bisogno di un TVB che non ho visto. Stellina, dopo vediamo. Fabian è spettacolare, sono d'accordo. Marcello, pressione bassa e farmacista che non deve bere. Giovanni, sei divertentissimo e competente, salutami Rita Pavone. Grazie mille amico mio, Rita Pavone sta lì. Vi sembra imbalsamata, ma in realtà lei vede tutto e commenta tutto a fine video. C'è anche Gio Pellecchi e c'è Martedì vicino, ma Martedì non si può muovere da là perché il nuovo rito è che deve stare fermo là, pronto, ma senza intervenire, perché non si può fare. Adesso dobbiamo essere ancora più concentrati. Era entrata l'aria nel buco dell'acqua. Perché quando entra l'acqua nel buco dell'aria è un problema, ma anche viceversa. Mentre Fabio Versatile, da quando ha avuto un figlio Mario lui è scatenato, ma Fabio Versatile ci dice buonasera a tutti, ora si inizia a parlare di Scudetto. E lo sai Fabio, lo sai come si fa, lo sai come sarà e lo sai eccetera eccetera. E c'è anche Gio TV. I pompieri, non ti preoccupare, pompiererò. Maronnami, questo è grave. Pompiererò è grave. Hashtag pompiererò nei commenti, divertitevi, arriviamo al 15.000, ci arriveremo amico mio piano piano, non c'è fretta Michele, grazie comunque. Mentre Zexus Zealt, ti voglio bene anche io amico mio, dove sei? L'avevo visto, l'avevo intravisto, ti ho letto, eccolo qua. Michele chi è? Non conosco nessun Michele, lo vedo. Ciao Manu. Luigi sì. Così sembra. Mo però chiedo all'ambiente Napoli, se portiamo avanti questa partita così, continuiamo a giocare così, prova di maturità, la mentalità ritrovata eccetera eccetera, ci togliamo da mezzo una frase fatta, nel senso, quando poi arriverà una sconfitta si può evitare di dire la squadra è venuta meno proprio nel momento in cui deve approfittarne, perché ne stiamo approfittando per ora. A te che ami il teatro, guarda il nuovo Qui rido io, Geoxvani, lo cercherò, grazie mille, lo cercherò sicuramente. Prossima canzone o tira a giro. Alessandro, ne hanno fatte già troppe, io devo fare sempre qualcosa di diverso, lo sai già. Checco, un abbraccio grande, grazie mille, un abbraccione. Mi sto divertendo un sacco a vederti suonare sull'altro canale, che bravo Vale. Neapolitan bassist in New York, buon primo tempo come commentato sulla reaction dell'Eister, siamo squadra. Grazie Antonio, grazie mille, è vero.
Anche Mario Rui ha assaggiato la fagiana. Se non segnavo Osimhen, quello dell'Udinese è vero, questo è, sì, rivedendolo il tocco è importante. Rivediamo nel frattempo, ci fanno rivedere degli highlights. Bella partita, buona partita di Ruiz. Anghissà inizia a deliziarci con i suoi dribbling. Osimhen in fortissima crescita, grande schema su punizione. Proprio vero, amico mio, proprio vero. Non è nervosa, finalmente la squadra non gioca nervosa. Bene, bene Valentino. E Zexu ci ripete, non più fragili mentalmente. Signori, io vorrei tanto darvi la certezza che non lo saremo mai. Però l'unico spunto che vi posso dare è questo. L'unico spunto che vi posso dare è questo. Adesso, se il Napoli ha fatto già bene, poi al di là del risultato abbiamo fatto bene, perché abbiamo fatto un ottimo approccio. Volevo soltanto lasciare un saluto a voi che siete la mia famiglia. Oh, mano, come sei bello. Dove sei? Dove sei? Dove sei? C'è anche Luigi Rocco, siamo forti mentalmente. Grande Luigi. E buon compleanno. Volevo soltanto lasciare un saluto. Sei bellissimo. Quindi vi dicevo, il Napoli, noi siamo in rincorsa praticamente. L'unico problema che si potrà dire poi in futuro, quando magari stecchi una partita, eccetera, eccetera, si può dire le vertigini. Quindi voi segnatevelo già, perché noi già sappiamo come. Bello però il lancio di Mario Rui per Insigne. Bello il lancio di Mario Rui per Insigne. Vedi quando giochi in verticale quanto sei bello? Il pallonetto è straordinario. Insomma, quello che si potrà dire è la vertigine, la squadra non abituata a stare al vertice, perché io già li conosco tutti, le mie mascherine. Mi leggi il commento: questa partita in onore al bambino morto Samuele. Concetta, non so niente, sono impreparato, per fortuna ho beccato il tuo messaggio. Ciao Saverio. Molto, sì, Showtime. Fabian sta facendo un partitone. Ottimo Napoli, non ti dissociare, ottimo Napoli, io non mi dissocio. I flop me li posso aspettare quando inizieranno i tour de force, vincerle tutte è impossibile, l'importante è non iniziare a piangere, giusto Luca? Hanno seguito il tuo consiglio di non concedere spazi laterali, ma solo centralmente per pescare Osimhen. Mamma mia, il palo di Fabian Ruiz. Sono emozionato, Luca, lo siamo un po' tutti quando le cose vanno bene, diventa difficile a tenere calma e realizzare. Lo so, lo sai Virgilio, che è proprio così. Ma devo salutare Simone Scotton, un saluto dall'unico svizzero che tifa Napoli. Amico mio, non so se sei l'unico, ma lo sai uno che sicuramente è rimasto affezionato al punto da guardare le partite del Napoli? È Gökhan Inler. Ora poi turco, naturalizzato svizzero, come vogliamo noi, però Inler è uno di quelli che è rimasto molto affezionato alla città e ai tifosi. Li conosciamo questi giornalisti di sabato. Marittello, tu mi fai buttare il sangue sempre, perché la precisione, guardate lo schema, Fabian proprio senza guardare, che sa di trovare Koulibaly proprio lì. Che bello schema, Rachmani che cerca l'abbraccio di Koulibaly e poi tutti Insigne che dà il 5 a Fabian è importante. Perché si stanno cominciando. Sapete perché si stanno cominciando a voler più bene anche? Perché Fabian sta giocando sulla sinistra. Si scambiano molto di più il pallone. Chi ve li dà questi spunti? Trovatemi uno che vi dà questo spunto qua. Nessuno l'ha detto al mondo. C'è più intesa tra Insigne e Fabian, perché Fabian giocando sulla sinistra si sta creando una sorta di catè. Nessuno al mondo. E mo chiunque lo dirà, ve la siete bruciata, l'avete sentito qua. Non ce la faccio, non mi interessa, l'ho detta. Mario Rui voto 8 se non di più.
se tutto va bene il primo tempo che dice che vinciamo lo scudetto lo vado a prendere a casa. Hiller è anche un buon vice capitano, a me piaceva tanto Hiller, mi piaceva tanto. Sì, Massimo, si potrà dire, qualcuno lo potrà pure dire, perché mo tutti quelli che avevano dei dubbi su Spalletti devono starsi per forza zitti. Appena, ma in realtà anche, quel che faranno, rivaluteranno anche le vittorie precedenti dicendo ma poi alla fine abbiamo tenuto Maz perché all'ultima a tutto il gol con Petagna, all'ultima a tutto, se Osimhen non fa il gol perdevamo con l'Eister. Grazie Raffi, calma, 0-0, calma. Miglior Fabio da quando è a Napoli, non so se è il migliore in assoluto, ma uno dei migliori sicuramente. C'è ancora troppo spazio fra centrocampo e difesa quando perdiamo palla, il resto siamo una macchina da gol. Ah, adesso lo posso dire, l'ha detta tuo zio ieri, e allora io ti credo, Emilio, ti credo, però non l'ho sentita dagli addetti ai lavori. Credo a te e a tuo zio. Il Napoli raggiunge Milan e Juventus per record di partite con gol. Se non sbaglio va in gol da 29 partite consecutive. Qualche amico bellino può confermarmi il dato, che è un dato importante, cioè il Napoli parte da 1-0 di default. Bello lo stadio dell'Udinese, sì. I telecronisti per 10 volte, Insigne ancora sul tabellone, ma Osimhen è l'autore del gol. Mister, io non lo so perché ovviamente guardo dal sistema americano, mentre Malqui perplesso si guarda intorno. Spalletti Mario lui sta giocando troppo bene. Fabian quando vede l'Udinese si scade. Hai ragione. Il gol, tra l'altro il gol di destro, uno delle prime partite di Fabian che ricordo, di destro a giro. Diamo minuti ai giocatori, sì, però aspettiamo un attimo, Francesco, non è ancora finita. Direi di guarda per Paolo Marino che abbraccia Insigne, momenti carini. 315 like, possiamo fare di più. Rita ha ragione, potremmo arrivare secondo me a 400 adesso e poi sfondare a fine partita, perché mi rendo conto che qualcuno... Luigi Palumbo, benvenuto alla grande. Hai ragione, come si chiama? Francesco, Manolassi infortunato o in punizione? Punizione non direi, forse non è in gran forma. Ma andiamo subito a ragionare sul bannerino perché stiamo per ricominciare, devo essere preciso tra un minuto con il timer. Ragazzi, finiscono gli spoiler, dopo ricominciamo con i vari commenti e le cose varie. Fate le cose belline, calma e gesso e sangue freddo. Comunque è vero, cinici, perché poche occasioni, di solito scrivo più cose a fine primo tempo, poche occasioni. Siamo stati più precisi rispetto per esempio all'Eister, dove abbiamo creato tantissimo e non inquadravamo la porta nel primo tempo. È ripartita, ora tra 10 a 50 secondi partirà anche il timer, così vi potete mettere Osimhen che pressa il portiere, colpo di testa di Koulibaly, ma c'è fuorigioco dell'Udinese. Allora ci siamo quasi, tra 30 secondi sorride l'arbitro, sorridi, fai il bravo, attenzione, 20 secondi, pallone a Rachmani, Di Lorenzo, il lancio, questo è uno schema ragazzi, il lancio al volo per Osimhen è proprio uno schema, lo fa Insigne da una parte, lo fa Politano dall'altra, di prima, perché sanno dove trovare Osimhen. Ecco il timer che è ripartito perfettamente, è uno schema, appoggiare il pallone verso... l'errore di Fabian Ruiz, calma, recupera Mario Rui, pallone verso l'ala, che può essere Insigne o Politano, che col loro piede preferito servono di prima alto verso Osimhen. E bravo Elmas, ora a continuare questa azione.
l'hanno fermato, non c'era il fallo. Dove stava il fallo? Di petto. Ma in realtà è lui che ha abbassato, è Nuitic che ha abbassato la testa verso... vabbè, non ci lamentiamo. È proprio uno schema, l'abbiamo visto fare 2 o 3 volte. E Anghissà recupera il pallone e cerca di servire Politano, ma non raggiunge il pallone. E ora è bravo ancora Politano a recuperarlo su Striker Larsen. E Fabian trova Koulibaly, Mario Rui. Ancora Fabian Ruiz per Insigne che prova di nuovo questo lancio verso Osimhen. È proprio uno schema, ragazzi, attenzione. Il rinvio di Koulibaly sulla testa di Pussetto che se la mantiene, ma niente di grave. Deulofeu ora tutto spostato sulla sinistra, scambia con Striker Larsen. L'importante è non spegnere mai l'attenzione, non staccare mai la spina, la partita è lunga, c'è tutto il secondo tempo, dobbiamo dimostrare di esserci sempre fino alla fine. Questa è un'altra situazione nuova, ragazzi, da analizzare, situazione di vantaggio. Osimhen recupera palla con un contrasto regolare, Elmas scatta in avanti, cerca una soluzione, la trova in Politano, si lancia nello spazio Di Lorenzo e in contrasto guadagna un fallo laterale. Bene. Oh, calma. Dicevo, questa è una situazione nuova. C'è un Napoli che non ha la difficoltà in questo momento. Anche il cross, Osimhen il controllo, ancora in possesso palla, viene contrato al momento del tiro, resta a terra, lo rialza con fair play il difensore dell'Udinese. C'è stato un buon suggerimento di Anghissà e poi lo so, fa male quando tiri il pallone e ti bloccano il pallone proprio sul tiro. Il contrasto è regolare, ma spesso senti dolore. Fabian Ruiz, il colpo di petto poi viene anticipato, ma c'è ancora fuori gioco. Deulofeu, calmati Deulofeu. Riparte ora Insigne e scambia con Fabian perché i due adesso si amano. È evidente che si amano. Ricordate la polemica dell'anno scorso? Fai sempre tunnel. Io non dimentico niente. Io dimentico gli onomastici, ma non dimentico quello che succede in campo. Fabian Ruiz serve Mario Rui, che prova addirittura il dribbling e poi scambia con Elmas. Aveva pensato al tiro Mario Rui, ma non c'era più spazio. Ora è Koulibaly per Rachmani, che con calma si rivolge ad Ospina. Ospina che però mi deve sempre far... Vabbè, è riuscito il passaggio questa volta per Fabian Ruiz, che però non riesce a trovare Insigne. Ospina sempre con questi rischietti evitabili, perché non possiamo mai essere tranquilli, no. Se non hai un po' di sofferenza non sei un vero tifoso del Napoli, questa è la verità. Anghissà si libera dell'avversario quasi in zona tiro, è generoso a servire Mario Rui che col destro serve quasi Politano, anticipato da Striker Larsen, che io continuo ad apprezzare e lo volevo. Ottimo terzino, duttile destra e sinistra, fa quello che vuole. Ricordo anche un bellissimo gol al Milan qualche tempo fa.
In crescita anche Anghissà, eh? Bene, bene, centrocampo bello tosto. Il calcio d'angolo di Politano, vicino a lui c'è Insigne, scambiano i due, Politano ha lo spazio per il cross a rientrare e ora è Fabian Ruiz che lascia Koulibaly, il tiro di Koulibaly, è un Eurogol! È un Eurogol di Koulibaly! Ma questo è un Eurogol! Cioè, no! No! No, sul calcio d'angolo! Allora siete fragili mentalmente. Eurogol di Koulibaly, ragazzi, non ve lo posso descrivere quanto è stato bello. Scambio dalla bandierina tra Politano e Insigne. Politano la mette sul secondo palo dove Fabian è bravo di prima a servire col sinistro. Koulibaly che rimane decentrato, guardate come resta dietro Koulibaly quando capisce, e Fabian gli regala un cioccolatino, che, mamma mia, di esterno destro nel 7. Ciao, se Koulibaly, ciao, aspettatemi, io avevo detto 0-2, voi non lo sapete che avevo detto 0-2 e il mio pronostico se ne va a farsi fottere, a farsi frigge. Ah sì, voi non lo sapete, io i pronostici li faccio, ma in privato, in separata sede, non li saprete mai, non mi avrete mai, farò sempre il pompiere per sempre, perché tutte le partite sono difficili. Rachmani, Ospina, mamma mia che gol che ha fatto Koulibaly, mamma Carmen, mamma mia che gol che ha fatto, K2 gol, mamma mia che gol che ha fatto, al volo di esterno destro nel set, proprio imprendibile, mamma mia, ha fatto proprio un gol che i migliori attaccanti se lo sognano di notte di farlo, mamma mia che gol che ha fatto. Fabian un cioccolatino gli ha lasciato là, mamma mia, la tecnica, vedi che cosa fa la tecnica. Fallo su Mario Rui, cosa fa la tecnica? Controllano addirittura il VAR. Guarda come la prende bene. No, vabbè. Boom, lo stile perfetto di Koulibaly. Guarda Fabian come è sorpreso. Koulibaly abbraccia Fabian, capite? Voi capite poi l'umiltà. Io non ce la faccio. L'umiltà di Koulibaly. Quando tu fai un gol così, certi giocatori si tolgono la maglietta, fanno il giro di campo da soli. Koulibaly va ad abbracciare Fabian per dare l'importanza a quell'assist. Voi non vi rendete conto dell'umiltà di Koulibaly. Mamma mia che spettacolo. Anghissà! E voi non lasciateli like, Niente, non ci interessa. 3-0 fuori casa, non lasciate like. Gli spunti interessanti in live e non lasciate like. Tutti che poi si devono venire gli addetti ai lavori, che si vengono a vedere i video, perché è così, e poi si prendono e fanno le trasmissioni, ma lo sappiamo, non fa niente. Voi li avete sentiti prima, la community l'ha sentito prima, poi dopo possono riciclare, non fa niente. Non c'è problema. Anghissà, serve Elmas, controllo a seguire, non alla Zielinski ma altrettanto efficace. Politano si sovrappone di Lorenzo che si porta appresso un uomo, Politano cerca lo spazio e viene atterrato. Un tocco in più per Politano che non ha trovato lo spazio per il tiro, costretto al fallo Samir, ammonizione. Bravissimo Matteo. Grande partita. Un tocco in più ed è costretto al fallo Samir, che pensava di contrastare il tiro, ma ha toccato una volta in più Politano. Ed è una posizione interessante per il sinistro di Mario Rui. Vedete come ve lo dico?
perché non sarebbe una cosa pazzesca, perché c'è anche Politano, c'è Insigne lì, ma Mario Rui si è messo proprio sopra al pallone con tutti e due i piedi, perché segnò un grandissimo calcio di punizione, se non erro contro il Cagliari. Era una posizione più defilata, addirittura questa è più centrale, quindi potrebbe essere anche una buona opportunità per un destro, ma Mario Rui viene inquadrato moltissimo e può essere che lo spogliatoio glielo lasci tirare. Occasione importante per far cadere lo stadio. Se fosse a Sabalo veramente se ne cadrebbe lo stadio, ma Mario Rui il piedino ce l'ha. Parte Mario Rui, la traversa la traversa, la barriera salta, sorride Koulibaly verso Mario Rui, si dicono delle cose. Rammarico per Mario, rammarico per Marittiello, evidentemente l'aveva indirizzata bene sulla porta. La barriera ci ha messo una pezza. Ragazzi, le melanzane a funghetti, io già pregusto l'agnello, le vitelle, le braciole, le costolette di maiale. Calcio d'angolo, salta Koulibaly, non ci arriva, ancora è bravo Koulibaly, Fabian che si sposta sempre sul secondo palo su questi calci d'angolo. Rivediamo ancora Fabian che viene contrato ed è bravo Koulibaly ancora a tenere il possesso del pallone, poi si cincischia un po', deve tornare in difesa Koulibaly, sbrigati. Pensiamo al clean sheet, pensiamo alla differenza reti, pensiamo a quanto è importante non prendere gol, la consapevolezza. Non voglio distrazioni. Inquadrano il pubblico napoletano di fede partenopea qui alla Dacia Arena, con l'Udinese che ora prova a distendersi sulla destra, il cross, ci mette il tacco Koulibaly e ora è Anghissà ad andare in avanti e non perdere il pallone. Ma quanto è forte fisicamente questo ragazzo! Osimhen, circondato da 4 avversari, viene spinto da dietro da Pereira. Che spettacolo Anghissà! Mentre Ospina aiuta un avversario a rialzarsi, si tratta di Arslan. Quando siamo oramai a che? Quando siamo rivediamo dopo il lancio di Arslan, Cafazza di andare su lui. Sì. Evidentemente sul contrasto prima con Elmas, non lo so. Ma nel frattempo ci sono dei rumori sotto. Però sono subtle, quindi voi non li sentite. Calcio di punizione, alza la mano Insigne. Una questa volta, non tutte e due, quindi non è lo schema di prima, perché sarebbe poi ridicolo farlo 2 volte. Politano. Parte Insigne, il tiro in porta! Ci va vicino Insigne. Rivediamo stavolta ha tirato verso il primo palo, non lontano dal primo palo, 1 metro. Insigne, punizione larga. Il controllo di Osimhen, due palleggi, controllo di petto, di testa, di tap e fallo. Bravo Osimhen. Vieni qua e vai a parlare con l'arbitro, difensore dell'Udinese, amante dei fall. Calma, parla con l'arbitro, e lui l'arbitro, Samir, e sei già ammonito, te lo ricordo. Un fallo che ci poteva anche stare. È generoso l'arbitro nei tuoi confronti, ci poteva stare. Se ne andava Osimhen sulla fascia. Calma.
Calma. Stai zitto! Il telecronista che ha detto delle cose che non si ripetono, ma al 60esimo su 3-0 si può dire, perché non può succedere. 12 unbeaten, cioè sono 12 partite che siamo senza sconfitte. Andiamo a vedere, perché la famosa rincorsa che faceva Politano, parte il colpo di testa di Anghissà, mamma mia, che stava facendo? Anghissà, parata del portiere, grandissimo stacco di testa. Sul cross perfetto di Politano, Anghissà da solo riesce a dare forza a questo pallone che finisce un po' centrale ma resta in piedi. Mamma mia, ha fatto un colpo di reni praticamente per rimanere in aria. Anghissà parato dal portiere in calcio d'angolo. Parte Insigne, il cross. Deulofeu perde palla, Fabian perde palla. Riparte l'Udinese, Fabian, ecco qua, ecco che mi devi ricordare la leziosità e bravo Elmas a recuperare. Mamma mia, dove è andato Anghissà? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Anghissà, Anghissà, Anghissà. Pallone intercettato da Insigne, fallo laterale per l'Udinese quando siamo oramai al 63esimo. Voi vi fate i calcoli come al solito. È lunga, è ancora lunga e vedo due giocatori dell'Udinese pronti ad entrare. Rachmani accompagna Pussetto alla fine del campo in maniera regolare, c'è la stretta di mano tra i due. Sta per entrare Beto, vi dico solo questo, con il numero 9 entra Beto, protagonista di un Napoli che fu. Esce Pereira, entra Machengo ed esce Deulofeu, un po' fumoso. È proprio il problema di Deulofeu, il gran driblomane, ma un po' fumoso. Ed entra Beto, vediamo se è più prima punta e chi lo conosce. Si prova un minimo di fazzolettino? Vediamo, Spina, tu sei affezionato. Fazzolettino, esatto, passaggio per Koulibaly, ma dato che questi non ci pressano in avanti perché vogliono stare chiusi in difesa, non c'è fazzolettino che tenga. Si può scambiare la palla in difesa in maniera ariosa, senza patemi d'animo, Di Lorenzo, ecco che attacco. Allora ci sono proprio delle linee a terra precise. Scivola Anghissà, perde palla, attenzione. Beto, Arslan, si distende sulla destra l'Udinese, Molina. Ma non te lo bevi a Mario Rui stasera. Non te lo bevi. Scambi stretti sulla linea del fallo laterale come ai tempi di Sarri. Cade Elmas, fallo, cartellino giallo. Dicevo, che dicevo? Degli scambi del fazzolettino di fare che non si fa perché questi non ci pressano, anzi ci cominciano a pressare però forte tutti insieme di squadra. Una volta che il Napoli raggiunge con la palla la tre quarti loro, è lì che loro attaccano in maniera più decisiva. Se ce la scambiamo in zona portiere non ci attaccano per non scoprirsi troppo. Gotti, le smorfie di Gotti, vedete se la scambiano Mario Rui di Koulibaly, Koulibaly Rachmani, stiamo ancora all'interno di questa linea, arriviamo alla tre quarti, parte Pussetto, ecco, vedi che partono tutti quando la riceve Di Lorenzo perché sanno che lo mettono in difficoltà, lo sanno. Guarda Spalletti come protesta, perché lo sa, perché io con Spalletti mi devo sentire al telefono. Lo sanno bene, lo so io, lo sa Gotti e lo sa Spalletti. L'unico che non lo sa è Di Lorenzo. Lo sa anche Di Lorenzo, solo che forse
Wallace nel cerchio di centrocampo. Ho detto bene, nel cerchio. Nel centro di cerchio campo, nel quadrato. Ora vediamo il nuovo entrato Makengo che sfida Anguissa. Striger Larsen sulla sinistra, mette il pallone in mezzo, colpo di testa di... vabbè, ha provato una follia Osimhen, direttamente autolanciarsi dal colpo di testa di Rachmani. Ecco, vedi, se hanno dato il gol ad Osimhen, io direi a Spalletti al 70° fallo uscire. Fallo uscire. Se gli hanno dato il gol ad Osimhen, come dovrebbe essere, fallo uscire al 70° e fallo riposare perché abbiamo la Sampdoria. Adesso è il momento, credo che al 70° deve essere il momento di far riposare i titolari. I famosi 5 cambi, quelli che sono più soddisfatti, che hanno giocato bene, che hanno assist. Al lancio per Osimhen, il tiro di pochissimo al lato, tiro al volo di sinistro, non facile. Lancio al bacio di Insigne, Osimhen ovviamente in velocità si brucia l'avversario e incrocia. Di concetto fa bene, anche se non ha inquadrato il pallone, devi incrociare lì. Di sinistro, al volo, largo. Fa bene lì, così si tira. Insigne non lascia uscire questo pallone, insiste. Elmas. Anguissa. Ancora scambia e lascia ad Insigne. Il cross di Insigne è ritardato. Ora Fabian, Mario Rui, ancora Fabian. Elmas di prima verso Koulibaly, non c'è fretta. Non c'è fretta. Il lancio per Politano è buono, l'aggancio è fenomenale e di destro colpisce il palo. È una roba incredibile. Politano da posizione super defilata. Il lancio di Di Lorenzo è bravissimo Politano a scattare sul filo del fuorigioco e poi era un cross al centro deviato da Striger Larsen sul palo. Politano palo e ci sarà un altro calcio d'angolo per il Napoli. Parte proprio Matteo, il cross sul secondo palo, Rachmani, la parata del portiere. Il Napoli legittima. Rachmani, testa parata. Guardate come salta all'indietro Rachmani e riesce ad indirizzare verso la porta, para a terra Silvestri. Bene, no, ma bene, perché mi fa piacere che stiamo sfruttando i calci d'angolo, che stiamo sfruttando i calci di punizione, che era una delle cose che abbiamo detto dove il Napoli non deve dare di più e lo stiamo facendo, mi metto a piangere. Pussetto cerca ma non riesce a superare Di Lorenzo, che serve Mario Rui che avanza, Beto lo contrasta in maniera irregolare secondo l'arbitro. Mario Rui penso che gli ha bestemmiato un paio di morti al volo. Mario Rui, vabbè, ma comunque si può parlare di spallata regolare, ma quando tu Beto sei 5 volte più alto di lui è normale che il ragazzo subisce il fallo. Esce Politano, applausi per lui e anche da parte sua nei confronti dei tifosi, ed entra Lozano. Vedo anche Zielinski per Insigne. Zielinski per Insigne, quindi mi interessa moltissimo. Bravo Spalle, bravo. Va bene togliere Insigne. Va bene togliere Insigne, perché è proprio quello che l'anno scorso non ha funzionato, che le doveva giocare tutte fino allo stremo delle forze. Osimhen, Insigne, va bene, sono questi poi i giocatori che ti servono in grande forma per sempre. Bravo Spalletti. E sono curioso adesso di vedere se al posto di Insigne ci va Elmas, se ci va lo stesso Zielinski, se ci va Lozano e qualcuno va a destra tipo Zielinski, non lo so, vediamo.
Esce Stricker Larsen. Bravo Spalletti, bravo. Un like per Spalletti. Dove sta? Dove sta il like? Il like per Spalletti. Il like per Spalletti. Eccolo qua. Eccolo qua. Però devo stare più qua perché il piedino è... Lasciate il like, Maremma impestata. Dai. Ma dove lo trovate un canale così? Io non lo so. Cercatelo. Cioè, non dico di non cercarlo, cercatelo. Se lo trovate, me lo dite e noi ci collaboriamo. Non è che dica, vabbè, no, che uno vuole crescere. 72esimo e 13 secondi. Io bevo. Tra un po' dovrò andare clamorosamente a fare pipì. Voi mi capirete perché ognuno poi ha le sue cose fisiologiche da fare. Devo stare molto idratato. Devo bere 50 litri d'acqua al giorno. Il colpo di testa di Osimhen per lo scatto di Elmas, che è in zona Insigne, però era in fuorigioco. Quindi ci è finito proprio Elmas lì, con Zielinski più vicino ad Osimhen. E vediamo come retrocede Zielinski in zona di mezzala sinistra. Fabian è a tutti gli effetti centrale di questo centrocampo a 3. Beto controlla il pallone di petto e viene attaccato regolarmente da Rachmani, che rischia anche una scivolata. Pallone recuperato a centrocampo dall'Udinese. Ora è Lozano che va in pressing e quasi subisce fallo su Samir. C'è il vantaggio per l'Udinese e si ricomincia dall'altra parte con Becao. Lo so che lo streamer, il timer ogni tanto salta, ragazzi, ma che volete da me? Non è colpa mia. Il lancio a sventagliare. Pussetto la mette a terra, ma Zielinski lo anticipa. Ancora nel centro di cerchio campo giostra l'Udinese. In Napoli ora Guardingo, con 9 giocatori dietro la linea della palla, con il solo Osimhen a rimanere staccato, pronto ad approfittare di un rilancio. E ora pallone intercettato da Fabian di testa, il colpo di testa di Lozano, fa sportellate Osimhen che fa una cosa alla Lukaku. Rilancia Lozano che lo serve di nuovo, ancora Osimhen. Lozano ora in fuorigioco, deve andare avanti. Osimhen la mette al centro. Non ci ha più creduto Lozano. No, Lozano, no, qua hai sbagliato tu. Ciuchi, hai sbagliato tu, perché lì pure Spalletti, ma per forza, perché l'hai sbagliato tu, perché dovevi crederci che Osimhen sarebbe arrivato fino in fondo e l'avrebbe messa poi al centro. Dovevi crederci, non ci hai creduto. Bravi! Ancora forze per correre, per pressare Osimhen. Fatelo riposare, se no Spalletti out subito, immediatamente. Il lancio di Wallace per Molina, che la mette giù bene, ha di fronte a sé Elmas. Si riparte ora al centro, il tiro dalla grande distanza da parte di Samardix. Assolutamente fuori misura, inquadrati i tifosi dell'Udinese, delusi, ma nemmeno più di tanto, li vedevo molto tranquilli, sinceramente, quasi rassegnati al risultato oramai largo quando siamo al 76esimo, voglio dire, a meno di follie assolute. Anch'issa viene messo giù e viene mandato a quel paese l'arbitro da Wallace.
Si cominciano a innervosire i ragazzi dell'Udinese, le smorfie di Gotti. Wallace, devi smettere di dire le parolacce, perché se poi ti ammonisce l'arbitro ti dice ma è per malose. Noi lo sappiamo bene, Insigne se lo ricorda bene. Mario Rui alza la testa e trova Elmas. Ancora lo scambio con Mario Rui, palla che viene poi alzata da Mario e persa. Si riparte da Pussetto e c'è un grande mamma mia, chissà, in scivolata ferma tutto. Osimhen quasi vince il contrasto con Samir, se ne sarebbe andato da solo. Difesa molto alta adesso dell'Udinese, ovviamente si prendono dei rischi ed è bravo Rachmani, partitone di Rachmani. Ancora la lotta tra Samir e Osimhen, stavolta c'è il fallo del bravo attaccante nigeriano e riparte l'Udinese dalla destra con Molina che si ferma, scambia con Pussetto. Pussetto pure una parola, è uno di quei giocatori che potrebbe essere ASMR di Pussetto. Pussetto che ora scambia con Molina, vediamo davanti a sé a Mario Rui il cross intercettato da Koulibaly. Siamo belli concentrati, vi devo dire la verità, in difesa non lasciamo passare niente, neanche sul 3-0. Questa è la cosa che mi piace di più. Facciamolo fino alla fine e lo confermo. La cosa che mi piace di più adesso che siamo quasi all'80° è l'essere concentrati. Anghissà fa un altro recupero in anticipo, ma sei straordinario! E che cacchio! È troppo forte Anghissà, troppo forte, troppo, amore mia. Koulibaly, vedi Anghissà rimedia ha appena rimediato a un altro errore di Koulibaly e Fabian. Ha appena rimediato Fabian, Zielinski, Koulibaly e Rachmani. Bravo Zambo. E qua domani dobbiamo parlare di partita perfetta, allora, e io ne parlo. E se dobbiamo parlare di partita perfetta, parliamo di partita perfetta. Mancano 10 minuti e vi parlo di partita perfetta. Non significa Napoli perfetto, significa partita perfetta. La partita perfetta, cioè quando il Napoli fa tutto bene in tutte le sue compagini. Il lancio di Anghissà per Osimhen che la mette a terra. Non so come cacchio le controlla queste palle, ma alla fine è sua. Anghissà, Fabian, pallone per Mario Rui. Ha davanti a sé Elmas, prova il tiro, Mario Rui, la parata del portiere. Ma segnava pure Mario Rui, stato buono. Tiro centrale parato. Spalletti ha appena detto bravo Ciucchi. Attenzione. Esce Fabian. Entra Unas. Caspita. Entra Petagna. Ed esce Osimhen. Per me, se vogliamo, anche tardivo il cambio, si poteva far riposare di più, però va bene. Napoli che passa al 4-2-3-1 abbassando Zielinski o Elmas, andiamo a vedere. Sorrisi in panchina. No, mi ingannavo. 4-3-3 con Anghissà centrale, Elmas mezzala sinistra, Zielinski mezzala destra, Unas nella zona di Politano e Lozano nella zona di Insigne. 4-3-3 ancora. Segnatevelo tutte queste cose, perché se qualcuno non l'ha letto, ve l'ho detto subito in tempo reale. Segnatevele e sfruttatele.
e non fatemi sentire nelle trasmissioni cose inventate, segnatevele, sono gratis, come i like. Cartellino giallo per Mario Rui. Rivediamo, intervento leggermente in ritardo. Continua a protestare Mario Rui. Marittillo, calmati. Beh, Mario Rui aveva toccato il pallone, non ci sta mai questo, non c'è nemmeno il fallo. Sì, tocca il pallone, intercetta anche le caviglie, ma questo sta ancora piangendo Molina perché anche lui ha ammonito, voleva ricambiare il favore con il suo dirimpettaio, ma sinceramente cartellino giallo generosissimo in questo frangente. Prende il pallone Mario Rui, puoi dare il fallo quando prende il pallone, ma è difficile dare anche il giallo. Non ha importanza, oddio, ha importanza perché poi si accumulano i gialli, lasciamo perdere, ci penseremo più in là. Calcio di punizione per l'Udinese, il solo Lozano in barriera con le mani dietro alla schiena, parte il cross, Ospina in 2 tempi, anzi 3, blocca in sicurezza e lascia il pallone a Mario Rui che alza la testa, trova Lozano, rivediamo Lozano a sinistra, che è una cosa che ci interessa moltissimo. Zielinski, serve ora Di Lorenzo, pure a Di Lorenzo volesse far riposare un poco, corre sempre il pallone al centro per Elmas che cerca, non riesce a lasciare il pallone a Petagna e ora va al recupero alto con Lozano. Bene Elmas, perché così e così però poi recupera subito e dà subito una mano, così e così in fase di costruzione, però poi quando sbaglia dà subito una mano nel recupero alto. E questo che piace molto a Spalletti di Elmas, ci mette in quella scatola della partita tutte queste cose il giocatore. Il giovane macedone Koulibaly, serve Ospina che controlla e rilancia verso Elmas che ha un controllo non facile, riesce a difenderla e a servire Koulibaly che manda in avanti Mario Rui. È una bella partita signori, Mario Rui per Lozano, tutto defilato sulla sinistra, converge, cerca il passaggio, scambio con Mario Rui, ancora Lozano, il tiro del gol! Il Ciuchi! È il Ciuchi Lozano! Il Ciuchi la chiude dalla sinistra perché noi però Lozano a sinistra proprio a giro l'ha messo pure lui nel set, ma quando la partita perfetta, mamma mia dove l'ha messa pure lui, ma a giro però proprio forte, proprio mamma mia, devo aggiornare il bannerino a quanto pare. Mamma mia che tiro il Ciuchi, mamma mia che tiro il Ciuchi. Il messicano farà venire nuovi messicani sul canale, state pronti voi che parlate spagnolo. Il Ciuchi, Lozano gol. Tra l'altro voi dovete sapere che Lozano è la punta di diamante a livello proprio di pubblicità per la Paramount Plus qui in America. Entra Zanoli al posto di Mario Rui, bravo Spalletti, bravo Spalletti, bravo Spalletti. Mettete i like, lo dice pure Mauro Garofalo, che non lo dico io, lo dice lui, lo dice Mertens, lo dice Mauro Garofalo. Che state aspettando? Non ci possono essere dislike su questa live. Se ci sono dislike su questa live, già sapete. Comunque Lozano, vi dicevo, hanno le foto, tengono ancora praticamente la foto di Ronaldo perché si sono venduti la Serie A col fatto c'è Ronaldo, però sotto a Ronaldo c'è sta Lozano, non c'è sta manco Ibrahimovic, c'è sta Lozano. Perché? Perché l'importanza dei messicani in America per fare appeal utilizzano Lozano
con la maglietta dell'anno scorso perché il Napoli non aveva le magliette nuove da dare, uno schifo. Adesso però se le abbiamo e aspettiamo di poterle comprare su Amazon.com, perché anche su Amazon.de la versione tedesca, perché vi credete che i tifosi, Alberto Levitan Blo, che sta in Germania, andava su Amazon.it, ma su Amazon.de che te crede? Jeffrey Bezos, organizziamoci su 4-0 in trasferta, scudetto immediato, è scudetto, tutta la stampa parlerà di scudetto, sarà un macello. Anghissà recupera un altro pallone, Zanoli che sulla sinistra si fionda come un pazzo, ha voglia il ragazzo, ovviamente, ha voglia. Ancora poco servito un ass nella posizione di esterno destro, molto a suo agio, l'abbiamo visto nelle partite precedenti da sottopunta, ora sta giocando nella zona classica di Politano, ora il controllo con la suola, il passaggio no look per Elmas, si piace un ass, si piace molto allo specchio. Zanoli, Elmas, Zielinski e Di Lorenzo. Avanza il Napoli ora sulla destra con un ass, sfida il suo avversario e riesce a superarlo in dribbling, entra in aria un ass, ancora un dribbling, il tiro, voleva veramente segnare un ass, non ci sta a non essere protagonista. Un ass, la serpentina, un ass serpentina, vuole dimostrare di essere decisivo anche in quella zona di campo e mettere in difficoltà il proprio allenatore quando ci sarà da scegliere, metto Politano o metto Lozano, e adesso deve pensare, ma metto un ass o metto Politano o Lozano? Niente da dire, che là davanti abbiamo le soluzioni. Riparte l'Udinese, Pussetto dalla lunga distanza, supera Elmas, il tiro e la parata di Ospina. Ospina si toglie lo sfizio di una parata interessante, para Pussetto. Se prendevamo il gol di Pussetto io diventavo virale, perché quello che avevo detto nel video precedente, che non tutti hanno visto, è proprio questo, e stava facendo un Eurogol. Pussetto, che è proprio il classico attaccante che non segna mai, che arriva a 4-5 gol, è velocissimo ma non vede la porta. Ospina, l'uscita allontana, allarga le braccia Ciuchi e poi la parata di Ospina. La classica proprio cosa, Pussetto non segna mai, è proprio scarsa annanzi alla porta eccetera eccetera, mo segna Pussetto e diventavo virale, e invece Ospina non mi vuole far diventare virale. Ospina di mattina, bella parata plastica per i fotografi e per YouTube. Fazzolettino che viene accennato ora, Ospina, Rachmani, Ospina, pressing di Beto, Anghissà, triangolazioni tra Ospina, Anghissà e Rachmani, con Beto preso nel mezzo. Ora c'è Koulibaly, stiamo esagerando, Pussetto va in pressing anche su Koulibaly, il Napoli adesso si piace un po' troppo, 4-0, è così bello, pulito, perfetto, 0-4-0, non subire niente fino alla fine. Mancano 3 minuti, siamo alla fine, siamo al 90, mancano 3 minuti di recupero, non facciamo, perché poi mi incazzo proprio da morire, non scherziamo. Il lancio all'indietro per l'Udinese che prova dal proprio portiere a ripartire e a cercare il gol della bandiera. Colpo di testa di Koulibaly, Anghissà, sombrero, passaggio per Elmas, avanza Elmas, cerca e trova un ass che se lo mangia. Un ass la alza troppo al volo, il tiro a giro di sinistro
alza troppo. Elmas aveva fatto un'ottima cosa qui fino in fondo, ottimo il passaggio di Elmas, e un ass stavolta se l'è mangiata, non voglio sapere niente, perché stiamo facendo un sacco di complimenti a un ass meritati e stiamo dicendo sempre Elmas però l'oggetto misterioso. Un attimo solo, Elmas ha fatto una die cose perché sta facendo una partita tutta in crescita, e qua un ass se l'è mangiato. No, diciamole le cose da Elmas, perché poi non mi dispiace po' guaglione. Oggetto misterioso, nessuno lo sa, guagliò, calma. Ancora l'Udinese che tira dalla distanza, intervento di Rachmani, palla a Samir sulla sinistra, ancora in aria, ancora Anghissà! Ma quanti palloni si è rubato Anghissà? Lozano taglia tutto il campo, lascia ancora ad Anghissà che con un dribbling fa fuori un avversario e serve un ass. Pallone all'indietro verso Elmas, ancora il numero 99, il capitone. Mamma mia quanti palloni si è rubato, mamma mia, ovunque, uomo ovunque Anghissà. Scambi ora ravvicinati nel centrocampo del Napoli quando mancano 30 secondi. Notifiche, cose varie, è successo di tutto sul mio telefono ovviamente. Mamma mia. Mancano 15 secondi, dai! Nothing less than they deserve. Nothing less than they deserve. Ed è finita. Stop alle telefonate. Stop allo streamer. Stop al mio timing streamer. Spalletti va con fair play a dare la mano all'arbitro, a Gotti. Leviamo lo streamer. Inquadrano Lozano che ha segnato, importantissimo. Insigne e Spalletti vanno verso il centro della partita. Non voglio finire di raccontarla questa partita perché è la partita perfetta. Anche tutti questi piccoli dettagli mi piacciono. Il fair play tra Osimhen e un giocatore dell'Udinese, si abbracciano tutti. Zielinski, ex della gara. Spalletti che saluta anche il portiere avversario. Zielinski giustamente ha lasciato delle amicizie lì. Signori, veniamo a raccontare i vostri commenti. Saluta Osimhen, si abbraccia con Di Lorenzo. Applausi da parte dell'Udinese verso i propri tifosi. Saluta Pussetto. Grande Napoli. Grande prova di forza. 0-4. Grazie Angel, grazie a te. Le smorfie di Gotti, le famose smorfie di Gotti. Che bellezza Angela, che bellezza. Partita perfetta, io lo dico partita perfetta, lo posso dire una volta la partita perfetta? Sì, partita perfetta. Poi dopo magari la riguarderò perché una partita come il genere si fa anche guardare con più piacere e magari lo cerco pure un difetto proprio se lo dobbiamo cercare. Nel frattempo che Di Lorenzo lancia la maglietta, Insigne ha lanciato la maglietta, Mario Rui non l'ha lanciata la maglietta e Meret parlotta con Rachmani e tra un po' tesoro, tra un pochino dobbiamo andare sicuramente i pompieri, tra un po' i portieri. Tanti saluti perché salutate la capolista. Tanta emozione perché salutate. Guarda. Insigne che sfotte Di Lorenzo e addominale. Stai facendo vedere gli addominali. Questo è poi il labiale. No, sta in forma Di Lorenzo. Comunque la sigarettella ogni tanto sa fare e gliela perdoniamo. Forza Napoli. Anch'essa voto 10. Io non riesco a dare meno di 10. Io lo sai, i voti non li do. Però veramente difficoltà a scegliere i migliori in campo. Credo Anghissà, sai, se poi ne devo scegliere uno, Anghissà ci vuole un room.
Delle statistiche: Napoli 18 tiri contro i 9, 8 in porta contro 1 dell'Udinese, possesso di palla del 61%, quasi 600 passaggi, 91% di passaggi precisi, 5 corner, 3 fuorigioco, falli commessi, eccetera eccetera. Che meraviglia. Quando abbiamo giocato che Fabian si sarebbe giovato, sì amico mio, sì, è proprio vero, mamma mia che giocatore, mostruoso, partita perfetta, grande prova di tutti, a differenza di altri, determinazione e calma. Io insisto, Pasquale, quello che mi è piaciuto è la concentrazione sul 3-0, l'essere concentrati e non voler concedere niente sul 3-0, a me quello mi è piaciuto più di tutto. Che acquisto è stato Anghissà stasera, semplicemente sontuoso, mostruoso, Simone, sontuoso, mostruoso dappertutto. Sono scioccato, troppo oltre le previsioni, perfetto, tutto perfetto, Biagio, veramente. 155 il voto di Anghissà. C'ha ragione Angela. Non lo leggo, non lo voglio leggere, ma lo leggano gli altri. Ti ciaccate? Ciaciate, scusami, ciaciato. L'obiettivo di quest'anno è arrivare a meno quarto e andare bene in Europa League? Assolutamente, amico mio. Assolutamente, Ciro, mi piacciono questi commenti. Grande concentrazione, attenzione, condizioni atletiche straordinarie. Spalletti sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti. Grande mister, grandi ragazzi. Dai. Il romano del Napoli di Maradona. Questo è uno spunto che devo chiedere a chi ha visto giocare Romano da vicino. Camilla, che calcio che gioca sto Napoli. Adesso lo vedo, Camilla, lo sai? Non potevo dire che bel calcio giocava il Napoli contro il Venezia e contro il Genoa e nemmeno contro la Juve. Contro il Leicester e contro l'Udinese ho visto un bel Napoli. Veramente un bel Napoli. Michele, mi ricuoto, mentalità, il miglior acquisto di questa squadra è stato Spallettone, partita senza storia, sempre concentratissimi, e la concentrazione, ragazzi, parola d'ordine, concentrazione, se la sentite domani sui social, insomma, qualcuno la pensate insieme a me, poi non è detto che devono per forza sentirli da me gli spunti, che quanta presunzione, quante cose. Zambo, ti amo. Fabian è stato davvero bravo, il migliore per me. Giancarlo, finché è stato in campo uno dei migliori, sicuramente. Spalletti, l'affare più grande è stato mandare via Gattuso. Non ti seguo su questa cosa qua perché io non sputo nel piatto dove ho mangiato, e Spalletti nemmeno ti segue perché Spalletti ribadisce le cose buone fatte da Gattuso fino a che non è arrivato lui, e da lì si è ripartito, ci ha aggiunto quel tassello di tranquillità, di esperienza che Gattuso ovviamente non poteva avere. Io il gioco de Spalletti è grande, quindi Gattuso e Oces non lo seguirò mai, perché non è così che si deve fare per forza il racconto. Gattuso a me piaceva finché doveva piacere, adesso Spalletti non sono vedovella di Gattuso per nessun motivo al mondo, perché Spalletti mi sta dimostrando qualcosa in più. Ma possiamo essere felici senza dover per forza guardare al passato? Secondo me sì. Il buco nero, ogni pallone che gli opera lo assimila, lo fagocita e ricompare dall'altro lato della galassia Serie A. Veramente straordinario. Non c'è 4 senza 5, 6 e 7. Calma. Super Mario lui al cinema il 30 settembre. Ho creato altri concept, te li posso mandare, va bene, manda tutto, amico mio. Meglio Spalletti che Gattuso, senza dubbio in questo momento, ma per forza una cosa doveva averla Spalletti più di Gattuso, l'esperienza, signori. Gattuso ha fatto poca esperienza, Spalletti ha fatto tutta l'esperienza che doveva fare. Fatemi chiudere qua, se no vado in difficoltà. È normale, no? Se a Gattuso gli potevamo dire ti manca l'esperienza, magari nella gestione di certi momenti chiave, Gattuso magari comunicava un certo nervosismo nello spogliatoio. Spalletti evidentemente, che ancora non è arrivato al momento di gestire, quando poi dovrà gestire i momenti chiave lo sapremo. Adesso stiamo in fiducia e va tutto bene.
però ovviamente c'ha esperienza, e quando un giocatore si confronta con un allenatore di esperienza si fida di più. Ascoltatemi bene quello che vi dico. Quando Spalletti ti dice, per esempio, qua in questo momento attacchiamo, arrivati al 70° pressing alto, il giocatore che si confronta con Spalletti si fida di più e lo fa con più convinzione. Se invece te lo dice un Gattuso che ha meno esperienza, il giocatore può anche pensare: ma sai, è meglio, ne so più io, non me la sento di darti fiducia perché magari una volta non ha funzionato, e fai le cose metà e metà. Quando fai le cose metà e metà, pigli gol. È così. 500 spettatori e i like in bagno. Ok, allora me ne vado. Ringrazio Paco per il supporto, e i mod hanno ragione. Si era scudato messaggio. Paco, riscrivilo. 500 like, siamo 500 persone, c'erano 170 like prima, non è possibile non arrivare a 500 in questo momento. Vado via e ritorno solamente quando ci sono i like, li controllo dal cellulare. Ciao, ciao, me ne vado. Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVB. Palco. Polli. Pablo Versati. Oh. Baby Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Mod. È il suono dei fumetti. No, sto qua. C'è anche osservatore calciatori Davide Maranta. Oggi il collettivo è il migliore in campo. Grazie mister Spalletti, godiamoci questo momento. Sono proprio d'accordo, amico mio. E voi lo sapete, leviamo questo timer che insomma è un po' così e facciamo tutte le cose al volo. Devo cliccare su questo tasto, copiare questa cosa qui, poi aprire un'altra così, poi vedere se si carica così, dopodiché fare eccetera eccetera. E Diego Pugliese, ci devono fare quella famosa bevanda, esattamente, che poi io adoro e che quando la trovo ne compro a chili, a litri. Saluti da Barcellona, c'è amore per tutti. Che bello, Diego, grazie, assolutamente. Tu lo trovi? Sì, penso di sì. Penso che a Barcellona lo trovi tranquillamente il San Pellegrino. Io vado in difficoltà, spesso non lo trovo, però adesso vediamo un attimo di risolvere una questione, perché è tutto in diretta, è tutto fatto così. Arrivano i rumori, sento i rumori, parrebbe che siamo primi da soli. Sì, proprio sì. Grandissima partita di Mario Rui, ma sta diventando Roberto Carlos, Gabriel Grimaldi, che poi tra l'altro tra portoghesi, insomma, tu se non sbaglio vi capite, vi dovreste capire. Fatemi vedere, io mando, esatto, dopodiché siamo pronti, già fa amore. La curva dell'Udinese che cantava, sì, allora TVB subito, TVB alla curva dell'Udinese, siamo alle solite, Marietta, siamo alle solite, spiace per gli altri ovviamente. Ricordo che una volta a Saverio riuscì a trovarne uno sì, infatti andai molto in freno, se lo vedeva lui. Forza Vesuvio sempre nel bene,
siamo figli del Vesuvio, cori vergognosi e discriminatori anche stasera e vincere diventa ancora più godurioso. Non ho sentito ovviamente questa cosa qua perché il basso volume, la telecronaca in inglese, non ho sentito niente. Grave, se ne cade, ok. Grave, allora, va bene, certo. L'hanno detto anche a Sky, TVB a loro, gravissimo ragazzi, ve la ricordate quella cosa? Sono 4 stupidi così, aumentano, non diminuisce, aumenta. No, non diamo importanza perché sono solo 4 stupidi. Aumentano i razzisti, aumentano le persone che dovrebbero star zitti per sempre e invece aumentano. Napoli spettacolare, grande Spalletti e grande Valerio, forza Napoli, grazie Francesco. Madda D'Angelissimo, benvenuta, saluti da Cali Colombia, dale Napoli, dale. Gianni Farese, benvenuto. Giovanni, vi state iscrivendo al canale, bravi, finalmente. Salutate la capolista. Andiamo verso i 600 like e iscrivete. Porta bene, dove sta? Io la sto aspettando, Camilla, la sto aspettando con ansia, con anzianità. Amico mio, è un problema che non mi pongo ancora. Guarda che io però l'avevo detto, cioè ora Fabian ha fatto una grande partita, però Fabian Demme Anghissà, Fabian sta bene, non lo vuoi togliere, levi Demme, mettiti lì. Questi sono poi i problemi buoni, no? I problemi che noi vogliamo avere. È sempre incinta e sta figliando di più evidentemente, ma Paco Insigne migliore in campo, non ce la faccio, ha fatto una partita straordinaria, ma Insigne migliore in campo quando c'è stato quell'Anghissà, quando c'è stato un Ramani perfetto, non ce la faccio a dire Insigne migliore in campo sinceramente. Orgoglioso di questa squadra, Lozano in, Insigne out. Ecco, vedi, nemmeno questo si può dire, Lozano in, Insigne out, quando Insigne comunque te l'ha sbloccata con quel pallonetto. Guagliù, è Jam, per una volta che non abbiamo il problema, che abbiamo un allenatore che li fa ruotare, che si divertono tutti, ma perché? Perché mai dobbiamo fare questa cosa delle contrapposizioni? Che gusto stu caffè, e che gusto! Non voglio fare la pubblicità al nuovo caffè, ma insomma, ai soliti cori di tifosi con un giustissimo olè ad ogni passaggio. E ringrazio Frank Parziale, mi fa piacere per il Ciuchi, ti voglio bene fratellone, ti voglio bene anche io amico mio. Sì, il Ciuchi, perché il Ciuchi comunque stava in una fase dove tutti abbiamo detto deve recuperare la forma migliore, destra e sinistra, stavamo... ha segnato dalla sinistra 500 volte più importante, il TVB ai cori, Anna Maria, senza dubbio, siamo pronti con il TVB ai cori, il Vesuvio, la terra che amo, e Antonio De Filippo, benvenuto, un nome sicuramente importante, Anghissà più un altro o altri due, super partita di Mario. E qua vedete la tranquillità e la competenza di chi, quando deve dire Mario Rui non è buono, quando Mario Rui fa una grande partita, perché ha fatto una grande partita Mario Rui, anche lui, proprio lui, è sempre lui, ma in questo caso anche lui, si dice, perché non abbiamo i paraocchi, perché non possiamo averli, non possiamo permetterci di avere i paraocchi, perché se tu dici una cosa, quello non può giocare in Serie A, deve giocare solo in Serie C, poi ti fa una partita del genere e che cosa dici? È stato un caso? No, perché sono giocatori che hanno bisogno di avere intorno anche dei compagni che stanno tutti performando, che devono andare in fiducia, che devono avere la partita giusta. Mario più. Esatto, Francesco, ma così. Ospina mi ha fatto stare in ansia quelle 2 o 3 volte che doveva per forza tenere il pallone così, e poi ha fatto anche lui una grande parata per mantenere il clean sheet. È un gladiatore nel bene e nel male, questo è vero.
è vero, se la gioca sempre. Tutti bene, ma Rachmani il migliore. Anche per me Rachmani ha fatto una partita straordinaria. 4 limoni, Angela, 4 limoni. Volpecina, Francini. Insigne in intervista, restare umili e piedi per terra. Stiamo lavorando bene con il mister, motivazione e concentrazione. Vedi la concentrazione? Allora non l'ho detto una stupidaggine. Il mister ci sta dando tanto, sta tirando fuori il meglio di noi. Mario Rui, 2 assist. Mi hanno pareggiato al Fanta per il gol di Koulibaly. A proposito, ma io con Virgilio tenevo Koulibaly, ma lo tiene anche lui, quindi quelle cose si pareggiano. Deciderà Osimhen. Lo so, tesoro, è che camma fa, ma io lo so, non ti preoccupare che non lo sentirai dire qua. È difficile spegnere l'entusiasmo quando il Napoli primo in classifica in solitaria, perché il Napoli ha approfittato. Lo so, il confronto con Sarri. Lo so. Io non vorrei, sapete perché io me la voglio godere e va bene, ce la godiamo, eccetera, eccetera. Il problema sul lungo, poi la rosa, le sostituzioni che devono funzionare sempre, tutto bene. Il problema è non parlare di scudetto se poi dopo cominci a perdere terreno, non solo, ascoltatemi bene, ambiente Napoli, non solo il tifoso resta deluso, perché un Napoli che arriva quarto, per esempio, no? Che lotta tra quinto, sesto, terzo, quarto e arriva quarto o terzo, è una vittoria. Ma se il Napoli lotta per lo scudetto e arriviamo terzi, l'amaro in bocca e non si può vedere l'amaro in bocca, oppure i giocatori che stanno lottando per lo scudetto improvvisamente magari ti allontani e ti viene quella cosa, anche questa volta non vinciamo niente, e rischi di perdere il contatto con la vetta. Io per questo non parlo di scudetto, anche un po' per scaramanzia, anche un po' per non tirarci i piedi da solo. E vai. Questi stanno dicendo che il Napoli sta lì perché manca la Juve. Beh, questa poi è un'altra stupidaggine. Se manca la Juve doveva fare lei 12 punti e saremmo stati a pari punti. Non potevamo essere a pari punti, perché se avessero battuto noi, se ci avessero battuto, cade tutto. Se ci avessero battuto, loro sarebbero a 12 punti, noi staremmo probabilmente a 9. La matematica non è un pignone, poi. Posso dire che stasera abbiamo visto gli schemi di calcio da fermo che con Gattuso non si erano mai visti? Sì, lo possiamo dire. Non ne ricordo di grandi schemi. Poi i rumori non mi può aiutare la memoria sempre. Non ricordo grandi schemi sul calcio di punizione con Gattuso. Non li ricordo. Chiune sim, più bello parim, non ci facciamo il problema pure dei troppi giocatori. Esatto, esattamente. Le milanesi e lui, arbitri a favore, Lucianone ci si... Non ho capito, carta bianca. Io ho già la testa a giovedì. Questa Sampdoria quest'anno non è male, bella quadrata e si difende molto bene. Damsgaard e Candreva e Caputo e Quagliarella, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Molto molto attenti. Benvenuti a tutti gli amici bellini entrati ora, messo il like preventivo. Fabian padrone del campo. Quanti schemi sa Spalletti? Tanti, sono 2, amico mio, sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1 che ci ha fatto vedere finora. In questo momento, in questa partita, abbiamo visto solo il 4-3-3 e non ti far dire niente del contrario da nessun altro, perché è stato sempre 4-3-3. Ma Spalletti ha chiaramente un'esperienza e un'attenzione per i dettagli che non ci si poteva aspettare da Gattuso, e questo è il mio punto di vista. A Torino fa freddo, Koulibaly ha tirato una cagliosa, mamma mia che gol che ha fatto Koulibaly. Io ripenso ai gol, il pallonetto di Insigne col gol di Osimhen, eccetera eccetera, Rachmani sullo schema così, dopodiché il gol di Koulibaly, il gol di Lozano, mamma mia, uno più bello dell'altro. Grazie Vincenzo, piacere mio di farti compagnia a Bergamo. Amico Bellino, io ho lanciato credo di sì, credo proprio di sì. Attendiamo. Partita perfetta.
La citazione alla carta bianca. Ho capito, però non ho capito il resto. La citazione alla carta bianca ho capito, non ho capito il resto perché non hai messo, ti sei mangiato delle virgole, non ho capito niente. Insigne che alza le mani tutto quel tempo per chiamare lo schema per assicurarsi che ognuno occupasse la posizione giusta, sottolineare la concentrazione di stasera, Diego Armando Maradona Dios. Benvenuto. Chi non elogia anche Elmas in questa partita non capisce niente, sono d'accordo. Giusto una precisazione, dall'espulsione contro il Venezia Osimhen ha imparato a comportarsi in campo, vedete quanto fair play, bravo, Mucedil, sempre spunti non banali, ogni volta che si scontra con un difensore mai più qualcosa fuori posto. E ringrazio Roberto M, ieri è stato il mio compleanno, grande auguri, mi regala prestazione fenomenale, vecchia signora Magna del Limone, grande Roberto, auguroni, ti ho beccato al volo prima di poter leggere anche il commento di Salvatore, scusate, Iazzetta, non Lazzetta, Iazzetta, respiriamo il profumo del mare, baciati dal sole sotto un cielo azzurro, con il fuoco del Vesuvio nel sangue, la loro è solo invidia. 4 pistacchi, 4 cose di pistacchi con il Vesuvio, guardate che bravi. No, ma non scherziamo proprio, veramente è solo invidia, altrimenti è scemità. Vedere uscire Insigne, Politano, Bergerischi e Lozano non ha prezzo. Super Rosa stasera Juan Jesus e Lobotka a cena insieme. Ah, Gesù mio, nessuna squadra si può permettere di inserire all'80° uno come Lozano. Grazie amici bellini e amiche bellissime che stanno facendo gli auguri a Roberto M alla grande. Amico mio, hai ragione Filippo, e lo facciamo stasera, ma non ho preparato, cacchio, perché devo organizzarmi con ve lo faccio capire in diretta, quando faccio così, vedete, devo organizzare che in questa schermata poi ci deve essere il video con il software specifico dove posso estrarre tutti i commenti, quindi purtroppo non l'ho preparata stamattina e l'estrazione mi risulta difficile farla al volo con voi, dato che questa io la vedo come una trasmissione televisiva, non mi posso mettere, aspettate un attimo, guardo fisso la telecamera oppure guardo fisso il computer così, no, è una trasmissione televisiva, quindi hai fatto bene a ricordarmelo Filippo. Vediamo se posso fare la live dopo la Sampdoria, vediamo, ma ritorniamo alla questione. Una famiglia, iscrivetevi al canale, no, ma capito, una famiglia che state aspettando? Siete completamente pazzi? Ok, ci siamo quasi anche per il nostro ospite che sta per arrivare. Vale, dimmi la tua, siamo messi bene a livello di rosa, difesa bellissima questa sera, però qualche dubbio, abbiamo bisogno di qualche difensore in più. Lì è quello che noi stiamo dicendo, insomma, che la difesa può essere il punto debole, perché non è arrivato il terzino e perché ti devi fidare di Juan Jesus quarto centrale. Speriamo di doverlo vedere il meno possibile. Speriamo che Di Lorenzo stia sempre bene, che quando vengono chiamati in causa i vari Malquitti, i vari Mario Rui, speriamo magari di recuperare Coulà, e lì il blocco. Poi dopodiché mancava un giocatore a centrocampo, è arrivato un giocatore molto molto forte a centrocampo e quindi lì siamo contenti. Ovviamente col recupero di Dem e di Lobotka stiamo un pochino più coperti, ma io penso che Lobotka, questi qua in campo la squadra la vede poco, però vabbè. E poi in attacco siamo ovviamente ben messi. Quando Osimhen si comporta bene veramente c'è poco da dire. Ovviamente Petagna non è all'altezza di Osimhen, però insomma, se si gestisce bene il minutaggio e non ci sono infortuni e cose varie, siamo messi bene in attacco. Signora, i pompieri, i cafardi, non ci stanno manco i cafardi, non so perché. Per colpa di Spalletti DAZN si fotterà altri 30 euro dei miei. Questa è un commento molto, molto sottile, lo capisco, è un complimento a Spalletti. Spero che il nostro popolo in questi anni abbia preso consapevolezza che alla quarta giornata non si parli già di scudetto. Io non dimentico dopo il gol di KK quello che è successo.
Adolfo, e stavamo già lì, cioè stavamo alla fine quello che è successo, e non dobbiamo nemmeno ricordare, non dobbiamo nemmeno tornare indietro di 2 o 3 anni per ricordarci cosa è successo con Napoli-Verona, che eravamo arrivati in Champions, saremmo arrivati secondi e mancava una giornata, quindi l'imponderabile, quando ne mancano 34 ovviamente è assurdo parlare di scudetto, è proprio assurdo, però lo faranno perché altrimenti non leggono i giornali, non vendono i giornali, proprio. Sappiamo che Fabiano non è un rapido, ma con l'equilibrio che ti dà Anghissà in entrambe le fasi abbiamo un playmaker coi fiocchi e con Zielinski in forma, un centrocampo più forte, non lo ricordo. Ora ricordate, Davide, prendo il tuo spunto, perché poi ci vogliamo divertire a dire Gattuso o non Gattuso. Gattuso, quando passa al 4-2-3-1 e mette Fabian in cabina di regia, Gattuso non ha torto, che poi ha torto magari che Bakayoko non ha funzionato sempre e allora non ha avuto lo schermo che doveva avere, ma l'idea era giusta. Poi le caratteristiche di Bakayoko non si sono sposate così, ma l'idea era giusta. E quando tutti gli addetti al lavoro ne hanno detto il Napoli deve giocare solo 4-3-3, può giocare solo perché Fabian è solo mezzala. Fabian è solo mezzala, chi non lo capisce non capisce di calcio. Gattuso, tesseri. Fabian nel 4-3-3 di questo Spalletti sta giocando regista, sta giocando centrale, Anghissà è mezzala, Elmas è mezzala, Zielinski è mezzala, Fabian è centrale in questo qua. Vabbè, va bene. Hai sentito che hanno in continuazione? Non l'ho sentito, ma me l'hanno detto, Armando. Veramente povera gente, è povera gente. Speriamo che tutta l'esaltazione di stasera non si trasformi in depressione. Più che depressione, io ho paura, Filippo, sempre paura del fatto della probabile presunzione. Ho visto un Napoli concentrato, quindi se mantieni questo livello di concentrazione anche nelle prossime partite, bene. Se invece diventi presuntuoso, che ti piaci un po' troppo, quello è il rischio che puoi subire quando poi ti vengono le vertigini, siamo i migliori, eccetera, eccetera. Servirà un equilibrio, ma voglio pensare che Spalletti sia l'uomo giusto proprio per questo equilibrio, proprio per dare questa ulteriore esperienza per gestire anche questa fase. Dice, ragazzi, qua esaltatevi, qua concentratevi, qua difendete un attimo, qua andate all'attacco. Là voglio l'esperienza di Rachmani Pino. Gattuso con una chissà possibile che sarebbe andato in Champions, ma io penso cioè sicuramente in Champions, ma forse qualcosina di più. Ma vediamo, devo prendere le cuffiette perché stavolta non mi faccio prendere impreparato, prendo le cuffiette. Nel frattempo che prendo le cuffiette, voi sapete che io scrivo canzoni a volo. Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cucina di mattina. Mi è invecchiata la canzone mi è invecchiata tremendamente. Guido, siamo fragili mentalmente. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, buonasera nemici bellini. Speriamo che tu possa fare a fine anno eravamo fragili mentalmente. Esatto. Sono serviti meno di 2 minuti per sentire cori razzisti e stupidi, ecco, alla Dacia Arena, che si sono sentiti per tutta la partita con il clou avvenuto tra il 50° e il 55° minuto, dove metà stadio ha gridato lavali col fuoco, non siamo napoletani. E no, non siete napoletani, se no avreste vinto 4-0, quindi era evidente che non eravate napoletani. Cosa molto grave, vedremo il referto dell'arbitro, sono serviti 0 minuti, ma è durato per 94, forse anche più minuti, il continuo insultare Spalletti. È grave che le televisioni censurino questi episodi. Li ho sentiti io, che non ero presente allo stadio.
non so come ha fatto a reggere. Tra l'altro Spalletti è stato uno degli allenatori del rilancio, ha lasciato un bel ricordo a Udine, non solo non fece male, non furono degli udinesi scadenti. Peccato, perché l'Udinese è una bella squadra, ha giocato un gran calcio, ha fatto un ottimo primo tempo, difesa alta 5, Napoli soffre, lo sappiamo, il 5-3-2, stretta tra le parti, stretta tra le linee, ma a prescindere, diciamo, l'organizzazione e la perizia tattica, era una squadra molto propositiva, quindi non solo catenaccio, proviamo a non far giocare il Napoli, ha fatto un'ottima impressione. Dobbiamo fare veramente i complimenti a questa squadra. Delle 4 affrontate fino adesso dal Napoli, parlo del campionato, l'Europa è un'altra cosa, è la squadra che mi ha impressionato di più, quindi grandi complimenti per la qualità del gioco e per l'organizzazione tecnica e tattica di questa squadra. Se dovessi usare una sola parola per definire questo primo Napoli di questo inizio di stagione, in particolare le partite di oggi, è un Napoli effervescente come il suo allenatore. Penso che scriverò un articolo su questo. Quindi non è né sclerotico, né impaurito, né nevrotico, come ci stanno provando a dipingere. E dall'inizio del campionato che tirano dalla giacchetta Spalletti, che invece è stato molto bravo a ribadire più volte i meriti di Gattuso, sia in campo che fuori dal campo. E secondo me questo Napoli sta partendo da qui, cioè da una compattezza del gruppo, da una squadra che comunque ha fatto 24 vittorie e 77 punti, ne meritava qualcuno in più, ma quelli sono quelli fatti, da quelli dobbiamo partire. E da uomo esperto, che ha oltre 60 anni, e da allenatore bravo, ha capito che doveva ripartire ed è una squadra effervescente, ha lavorato ai fianchi, ha fatto un gol di grande qualità, dobbiamo dire un Mario Rui spettacolare oggi, gli è mancato solo il gol su punizione, perché dobbiamo sempre crocifiggere il terzino sinistro, partita opaca di Di Lorenzo, sono entrati nel primo tempo sempre da quel lato, e da quel momento in poi il Napoli, si è vista la qualità tecnica, ha giocato non a 2 tocchi, a 1 tocco e mezzo molto spesso non aveva bisogno del secondo tocco, con secondo me il giocatore chiave della partita, che adesso si dirà io l'accompagnavo all'aeroporto, Fabian Ruiz, grande partita, Elmas. Beh, è più da un anno che io dico è un giocatore su cui investire. Sono contento che è un allenatore giovane come Gattuso, sono contento che è un allenatore come Spalletti, che ha sempre avuto coraggio e un occhio di riguardo con i ragazzi giovani. È il totale fallimento di Sarri, il totale fallimento di molti colleghi, perché noi con Sarri non abbiamo aumentato il tasso tecnico della squadra, abbiamo portato a usura i giocatori comprati da Benitez, ma di tutti i giocatori tranne Allan, diciamo, in quel triennio noi non abbiamo neanche uno di quelli in panchina, e questo è molto grave. Quindi la rivoluzione di Ancelotti era una rivoluzione lenta, incompiuta, ma non abbiamo preso bidoni, e non capisco a questo punto la contraddizione di una squadra che l'anno scorso doveva lottare sullo scudetto, ma che è stato costantemente chiesto il licenziamento dell'area tecnica, Gattuso Giuntoli. A questo punto Fabian Ruiz è buono, Elmas buono, Osimhen lo sappiamo, è grezzo, cioè grandi bidoni non ne abbiamo comprati, e che a volte i giocatori a 20 anni hanno bisogno di maturare, anche un ass. È stato un ottimo Napoli, di testa, di qualità, per larghi tratti ha giocato veramente, dobbiamo dirlo, ma non da tifosi, da esteti del calcio, veramente un gran calcio, con belle azioni, addirittura quasi da pallacanestro, no? Senza però aver bisogno del time out, e quindi fare gli schemetti sulla lavagnetta classica degli allenatori della pallacanestro. Abbiamo visto, e non lo vediamo da tanti anni nel campionato italiano, un gol su schema da calcio di punizione, quasi da videogioco, tutto di prima, entusiasmante. Io ve l'ho detto l'altra volta e l'ho detto anche privatamente a Valerio, non avete ascoltato veramente le nostre conversazioni private, il campionato del Napoli non passa per Insigne e Koulibaly, che quest'anno sembra essersi liberato, non so se da fantasmi, qualcosa è tornato veramente di gran carriera, ma passa non solo dall'utilizzo, dalla crescita di giocatori come Rachmani, benissimo oggi,
come Elmas benissimo oggi, perché Elmas è stato il giocatore in più, come si dice in pallanuoto, sempre in appoggio e sempre dinamico su qualunque giocatore, e questo ha permesso una catena di sinistra alla vecchia catena di sinistra Amsi Gulam Insigne, che l'Udinese ha fatto fatica ad arginare, e quindi Fabian Ruiz si è potuto proporre, anche se partiva molto da dietro, meritava pure lui un gran gol, mancavano 2 centimetri. Mario Rui ha fatto 2 assist per un terzino e manco a farla apposta. L'altra volta dissi noi dovremmo sfruttarlo più alla Roberto Carlos, e detto servono quegli allenatori che sono bravi a limitare i difetti di un giocatore e sono altrettanto bravi a esaltare i pregi di un giocatore, e tutti i giocatori hanno pregi e difetti, anche Messi ha dei difetti, però ha dei pregi mostruosi, chiaramente. Quindi mi sembra un Napoli in salute. La preoccupazione è quella ambientale, dell'ambiente proprio di Napoli, quindi colleghi, presidente, eccetera. Quindi abbiamo tremendamente bisogno di recuperare uomini, soprattutto con Spalletti. Che bello che ha fatto esordire un ragazzo oggi è vero sul risultato acquisito, ma quando esordiscono i ragazzi credo che sia sempre un'emozione per loro, ma sia sempre una bella notizia per il mondo del calcio di qualunque squadra. Però noi abbiamo perso Demme per un intervento criminale in precampionato, e comunque un giocatore che è utile avere non solo in panchina. Abbiamo subito perso Zelinski, bravo secondo me Spalletti, perché ha detto il bocciatura non sta parlando titolare, ma uno non sa come stanno i muscoli dei giocatori, è meglio poi non avere subito una ricaduta e non perderlo per molti mesi. Abbiamo perso subito Lobok, abbiamo Gulam, punto interrogativo, Mertens che deve ritornare dall'operazione alla spalla, e servono questi giocatori perché si gioca letteralmente ogni 3 giorni. Il Napoli ha quasi tutte trasferte, l'abbiamo visto in questo periodo, difficili. Oggi ha affrontato una squadra in salute mentale, aveva preso pochi gol in battuta, a 7 punti battendoci si superava. Adesso affronteremo una Sampdoria che è in salute, un Cagliari che ha battuto ha pareggiato la Lazio. E quello che spero vada bene è un allenatore che per ora ha inquadrato molto bene la difesa. Il Napoli non aveva una percentuale così bassa in difesa di realizzazione, quindi a nostro favore il 17% da tanto tempo. Per ora una percentuale abbastanza alta per il Napoli, per il standard del Napoli in attacco per la partita di oggi, 38, però continua a essere una squadra che ha grossissimi litigi con la porta. Il Napoli manco a farla apposta per l'ennesimo anno, siamo solo alla 4ª giornata, è la squadra che ha tirato di più, 66 tiri. Pensate che l'Atalanta, che era sempre la squadra dietro al Napoli, che sta soffrendo molto, ha vinto 2 partite di stramacchio, ha 47 tiri e 13 solo in porta. Il Napoli però ha solo 26 tiri in porta. Pensate, l'Inter 58 tiri, quasi 10 tiri in meno del Napoli, ma ne ha 30 in porta. Quindi ha 50% di percentuale relativa e 25% di percentuale assoluta, come il Napoli ne ha 38-15. La Lazio ha 61 tiri, il Milan 57, la Roma 63, la Juve 46, perché è una Juve che ancora non si è inquadrata, ha molto talento. La Juve ha tanti giocatori di talento, ha una rosa molto più giovane del Napoli, la seconda rosa più anziana del campionato dopo l'Inter. Quindi su queste prime 4 giornate noi confermiamo quella che è una tendenza dagli anni di Benitez, Sarri, Ancelotti e Gattuso, che siamo la squadra che tira di più, ma che non abbiamo questa percentuale mostruosa. Ovviamente con una difesa che, facciamo i scongiuri, sta reggendo così bene, hai gioco facile anche una partita di oggi. Dobbiamo, l'importante appunto la crescita di Rachmani, anche l'inserimento di Juan Jesus, continuare ad avere questa solidità difensiva, e un paio di punti percentuali vanno alzati nella percentuale offensiva, perché ci sono partite dove tu la svanghi 1-0, quanti scudetti si vincono? Pensate l'Inter o la Juve gli anni d'oro per risultati risicati. L'unica nota scolata, a parte questi, e poi vi concedo le domande, cori ormai anacronistici per un mondo che insomma ha tanti problemi,
Sarebbe stato invece carino avere uno striscione in ricordo della tragica scomparsa di forse caduto, forse spinto. Lì ci saranno delle me l'hanno segnalato. Ecco, quello sarebbe stato un bel gesto. Negli anni d'oro al San Paolo abbiamo visto gesti belli che avrebbe riconciliato col calcio. Non me l'aspettavo di Mourinho, perché sono sempre più deluso da volgarità che accompagna il mondo del calcio. Sarebbe stato bello. Non ho capito la munizione a Mario Rui, manco io. Aveva preso pienamente la palla senza neanche toccare a rimorchio il giocatore che ha messo male il piedi, e ci prendiamo una munizione su un giocatore che è anche l'unico sulla fascia sinistra. Peccato. Ho finito. Allora, prima di tutto ti ringrazio per le tue considerazioni. Sergio ti chiede: secondo me l'acquisto di Anguissa ha dato più respiro a centrocampo e più sicurezza nelle ripartenze. È d'accordo con me, Guido? Mamma mia, oggi ha fatto un partito lento, che non sembrava incidere. Poi ha cominciato meglio Fabian. La mia impressione è stata: Fabian oggi super partita, Anguissa piano, ma poi Anguissa, mamma mia, ma ha un tocco di palla, non perde mai il controllo del corpo con la palla, col campo, che era uno dei difetti di Lavezzi. Grandissima dinamicità, grandissima forza di percussione, però ogni tanto perdeva il passo, e poi questo ragazzo dribbla, non ha paura di andare, e quando tu poi dribbli bene, hai saltato l'uomo, sei vai in superiorità numerica. Una delle chiavi di lettura, e ve l'ho detto già nei primi interventi, il Napoli sta portando tanti giocatori in attacco, spesso di grande profondità, e quando tu porti tanti giocatori in attacco sei pericoloso, ma questo è merito del centrocampo che non solo fa filtro ma è dinamico. Quindi per ora lo diciamo sottovoce, per ora molto bene questo ragazzo. Credo che rimaniamo sul centrocampo. Guido, riprendendo il discorso di Vale, secondo me Fabian sta giocando bene da centrale, perché difficilmente sta prendendo palla davanti alla difesa e spalla alla porta. Concordi? Per te qual è il motivo? Ma innanzitutto era un ruolo che non amava, non suo, e tu devi anche avere la possibilità di imparare. E noi abbiamo questa idea della PlayStation nel calcio, che invece non è così. Noi sappiamo che lui dalla tre quarti in su è nato per far quello, è devastante. In più il campionato italiano è un campionato molto, molto che tattico, si tende più a non far giocare, e quindi possiamo prima di tutto dire che quest'anno e mezzo, da Gattuso in poi, siccome è un ragazzo di intelligenza e talento, è migliorato. In più è importante proprio l'affiatamento tra le distanze, tra sapere che tu sai che il compagno è lì, ci sono tanti tocchi alla cieca, e quindi tutto sta funzionando, il rapporto con i compagni, lui che è migliorato, e piccoli accorgimenti tecnici. Oggi non ha perso un pallone, oggi, tranne un passaggio che è un po' azzardato, no? Che poteva essere intercettato, e poi quando tu hai talento e impari sempre di più il ruolo, ti senti più in confidenza. Oggi abbiamo dire, a parte le battute, Elmas, Mario Rui eccetera, oggi migliora in campo il Napoli. Ma sì, senza dubbio. Ho fatto fatica io quando mi hanno chiesto qual era il migliore. Distinto ho risposto Anguissa, perché è stato lo strapotere anche da solo a volte al centrocampo. Ci segnala Davide che forse Mario Rui è stato ammonito per protesta. Mi sembra che era già alto, mi sembra che era già alto il cartellino, non c'è il replay sul cartellino. Ok. Ma non era manco fallo, quello è il problema. Anche questa è bella, Guido, questo è un bel dubbio. A bocce ferme ti chiede Sag, quando Demme tornerà in forma, chi uscirà, oppure si accomoderà in panchina? Secondo te a bocce ferme, se sono tutti più o meno nello stesso stato di forma, il centrocampo come si compone, il centrocampo ideale? Questo è un centrocampo che sta funzionando per 3 ragioni. La prima è un po' più fisico, perché sia Anguissa che Fabian Rui. La seconda sta dimostrando buonissima tecnica oggi, dobbiamo dirlo, ma non da tifosi. Un tifoso della squadra di Roma che oggi avesse visto la partita, casomai parte il gufare per non far andare più avanti il Napoli,
ha visto una bella partita, perché rinnoviamo, l'Udinese ha giocato un ottimo primo tempo per intelligenza tattica, proposizione, un buon calcio. Il Napoli ha giocato un ottimo primo tempo, ma è lì ottimo, si vede la differenza di classe. E poi proprio per movimenti, quindi tutte e tre le cose, presenza fisica, tecnica e movimenti, sta funzionando. Io penso, in base alle partite, alla stanchezza, all'avversario. Ora come ora è facile dire che non dovresti toccarli tutti e due, ma ricordatevi che non puoi giocare 2 settimane, 6 partite tutte a questi livelli. La bravura, e qui perdemmo con Sarri delle stupide pareggi, è per esempio bene che tu hai fatto rifiatare, vediamo un po' di calcoli, e mi è piaciuto che non ha sbadonnato. Insigne. Partite è riuscito, ha fatto 74 e 72 minuti. Non sono stupidaggini, perché tu hai riposato mezz'ora, e quando, anzi anche una partita l'ha fatto 87 minuti. Il problema è che noi abbiamo Di Lorenzo di nuovo a già 383 minuti. Ha giocato anche ma io mi rendo conto, perché io per esempio durante la partita verso il 66esimo ho detto tra 3 minuti fammi riposare qualcuno. Ho detto Osimhen, per dire, perché io individuo in Osimhen uno quasi insostituibile, perché con Petagna devi fare un altro gioco, fai completamente un altro gioco. Insigne lo puoi sostituire con un Lozano, con un Unas Politano, con un Lozano, insomma tra i trequartisti ci abbiamo numero, quindi chiedevo la sostituzione di Osimhen per farlo riposare, ma la sostituzione del capitano mi è piaciuta altrettanto, anche simbolicamente, per non arrivare poi a farlo spompare completamente mentalmente nelle partite successive. Però prima non si poteva toccare, bisogna vedere anche il rapporto che hanno instaurato, che quelle sostituzioni, perché là ci hanno messo troppo negli anni, diciamo, i miei colleghi, non è parlare male, è sbagliato analizzare il calcio in un certo modo. Pensate, la sostituzione oggi di Insigne non è una bocciatura, è un premio. Giusto. Non è che tu stai togliendo perché non sta rendendo, perché è la stella insieme a Koulibaly e Mertens, che purtroppo e io me lo devo tenere come un diamante, come la bambagia adesso. Giusto. Anche un minuto. Stai dominando, stai vincendo. Tra l'altro, peccato non far entrare altri giocatori che meritano. Invece prima lui sbadonnava, lui oggi anzi ha applaudito, si è fatto correttamente, uscito dalla posizione più vicina al campo, e vista la vicinanza con gli spalti ha gratificato i ragazzi che si sono fatti tanti chilometri di trasferto qui lì vicino. Quindi è un premio quella sostituzione. Nella giornata, nella settimana in cui avviene la sostituzione di Messi con mancato 5 con Pochettino, è bello questo spunto, perché invece ci dimostra sei il giocatore sicuramente tenuto in grandissima considerazione, al pari di Koulibaly da Spalletti, credo, e vai tranquillo, non c'è bisogno, dai soddisfazione ai compagni. A me è piaciuto che il Paris Saint-Germain ha vinto dopo la sostituzione di Messi, che ha reagito in quel modo, perché non fa bene al calcio vedere queste cose. Io spero che, ti ho detto, io sono preoccupato per l'ambiente Napoli, per il presidente, quando le cose vanno bene incomincia poi a sbandonare marchette, cose in Cina eccetera, quindi rompe degli equilibri. E poi chiaramente per l'ambiente, vedete, si sta combattendo una guerra atroce tra la Lega e la Federazione Arbitri. Hanno rimesso Bergamo, che è uno degli uomini di Calciopoli, quindi questa grande trasparenza, questa grande rivoluzione che doveva portare il nuovo destinatore, siamo caduti dalla padella alla brace, e non è vittimismo, perché oggi ho visto una partita arbitrata bene. Il fatto dice che non ho capito quello fallo, ma si può sbagliare. Un arbitro che ha dialogato, che non ha mai fatto innervosire la partita, ma magari avessimo arbitraggi così, che sempre vicino all'azione, ci stava forse un secondo giallo, il giocatore dell'Udinese ha fatto bene secondo me. Samir mi è piaciuto, allora magari noi avessimo, perché poi deve vincere il migliore sul campo senza elementi esterni che condizionano la partita. Ecco, queste cose che si stanno muovendo all'esterno mi creano preoccupazioni.
Voglio recuperare quello che mi aveva detto Fabio in sovraimpressione con il suo supporto, e parlava di gestione della partita di Spalletti, cioè della gestione proprio io quello che ho detto nella live, no? La concentrazione sul 3-0 è quello che mi è piaciuto di più. Il fare 4 gol, il Napoli ce l'ha dimostrato anche l'anno scorso, 6 gol. Arrivavano le partite in cui tutti i tiri erano precisi, tutta la rifinitura erano precise. La concentrazione sul 3-0 mi è piaciuta più dei gol fatti, perché ho visto una squadra che non voleva concedere, e ringrazio Fabio. Prima di farti intervenire su questo, c'era un altro amico beleno che mi faceva notare Koulibaly, che indicava ad Anghissà, insomma, i cori razzisti eccetera eccetera, guardali e salutali, una reazione del genere di grande maturità. Beh, partiamo dalla prima cosa. Quando io ho detto mi sembra un allenatore che si è calato nella realtà napoletana e lo sta cavalcando e non si sta facendo schiacciare, che significa tante cose alla vita. No, io invece ti dico che a me è piaciuto il Napoli sempre, ma oggi è stata una bella partita. Nel primo tempo, perché l'Udinese era veramente molto stretta, molto corta. Se tu vedevi, era solo 2 zolle del campo, le 2 linee tra la linea di difesa e quella di centrocampo, cioè, molto difficile trovare spazio. Infatti Osimhen lì non è riuscito a dare molta profondità, ma non ho visto una squadra che si è innervosita, ho detto non la stiamo risolvendo. Ho visto una squadra di una serenità, e che chiaramente quando poi ha sbloccato la partita con un grandissimo gol, molto bello, spettacolare, ha incominciato a giocare sempre meglio. E questo è importante. Io continuo lo ripeterò, poi alla 12ª giornata avrò la mia forma. Ormai ho detto il campionato ha preso questa forma, per me, raga, non si sfugge. Dobbiamo accettare il fatto che adesso a bocce ferme l'Inter favoritissima, con subito dopo il Milan. Dipenderà molto dalla crescita del Milan, che è una buona squadra, e la Juve, che è una terza in Coppa. Il Milan ha fatto un grande favore, aveva la possibilità di avere un match point, perché battere la Juve significava non solo metterla tanto a 11 punti, ma batterla in casa. Quindi il Milan aveva solo la possibilità, doveva solo pareggiare in casa, e già aveva lo sconto diretto a favore con la Juve. Crearli tensioni, sono cose importanti, però queste sono le 3 favorite. Non credo all'Atalanta, non ho mai creduto a Roma e Lazio per lo scudetto. Dobbiamo sempre considerare, giusto per parlare di cose reali, ragazzi, non, scusate che apro dei fatti, che negli ultimi 5 gironi, tolto questo, l'Inter per 3 volte ha superato i 40 punti, l'Atalanta 3 volte, di cui 2 volte nel ritorno, ma anche all'andata, la Juventus una volta, quindi l'erosione della Juve una volta, il Milan 2, il Napoli una sola volta. Lo scorso girone, quello dei 43 punti con Gattuso, la Lazio una volta, ormai nel girone di andata del 2019, la Roma mai. Non si colmano 20-25 punti in un campionato. Se io posso dire la Roma vince lo scudetto, dovesse succedere, e come vi ho detto l'altra volta, fare i complimenti da sportivo significa che l'avrà meritato alla Roma, allo staff della Roma, alla società Roma. Ma io, che ho un approccio del calcio un po' più astucioso, più dente, dico che soprattutto squadre come Roma, Lazio e Napoli non colmi in un solo campionato 20 e 25 punti. E tra l'altro il trend, vi sto dicendo, è di 1, 2, 3, 4, 5 gironi, non uno, quindi non sto prendendo poche giornate come analisi statistica. Se in 5 gironi tu non sei mai riuscito a superare i 40 punti, servono degli step. Tant'è vero che l'Inter progressivamente, e l'erosione della Juve è costante. Infatti in questi nelle ultime 99 partite il Napoli ha fatto 186 punti, l'Inter 213, la Roma 177, la Lazio 180. Quindi le mie, diciamo, 3 favorite sono 2+1, no? Inter favoritissima, Milan, vedremo la 12ª, e la Juve, perché c'ha anche elementi esterni che insomma un po' favoriscono. Però quando la Juve deve rincorrere non il Napoli è molto più difficile. Il Napoli, io vi dico, bello, 8, 4 e 3, le famose 12 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, adesso sono diventate
No, sono punti in cascina da mettere però perché gli elementi negativi avverranno, però in questo momento, ed è la cosa più importante, più della qualità che è importante del Napoli, ma è più l'impressione che abbiamo due squadre che sono Inter e Napoli. È una squadra che deve ancora trovare delle distanze come il Milan. Il problema della Juve è che in questo momento veramente non è squadra, mentre il Napoli è squadra. Però 25 elementi bastano, piccoli ingranaggi per rovinare qualcosa, anche malumori di alcuni giocatori. Quindi calma e gesto. In questo momento il Napoli è squadra, si aiutano, c'è il raddoppio, non si mandano a quel paese, vedo molti sorrisi. Ho visto Fabian, l'hai notato sicuramente, Fabian arrivare fino da Rachmani ad aiutare fino sul fondo e dargli poi il 5. Questo è un aiuto, sono importantissimi. Negli sport di squadra, ragazzi, queste cose portano, fidatevi, portano punti, non solo sorrisi, portano punti. Quindi è una buonissima base per continuare, anche perché le vittorie creano entusiasmo, creano anche consapevolezza. Oggi Koulibaly ha fatto un gol ma pazzesco. Meno male li riguardavo, sono tutti bellissimi. Quello di Lozano mica lo puoi lo sottovaluta. Meno male che la porta è fissata molto bene dentro il terreno, ma rivedilo, collo esterno pieno, potentissimo. Sarebbe interessante, dovrebbero mettere più dati nelle partite di calcio, vedere la velocità di quel pallone. Se Ronaldo salta subito prendono il metro, supera abbondantemente i 125-130 km. Ovviamente era di una distanza ravvicinata, ragazzi, lo so, però non lo prendi mai, perché non hai proprio il tempo di reazione, ed era pure angolatissimo. E sottolineo il cioccolatino che gli ha dato Fabian lì, che gliel'ha proprio appoggiata. Benvenuto Andrei Rex, gliel'ha proprio appoggiata veramente per fare il tiro perfetto. E Koulibaly con l'umiltà, cioè tu fai un gol del genere, non vai a prenderti la gloria, va ad abbracciare Fabian, ha subito condiviso il gol con il compagno che gli ha dato l'assist. Non è da tutti. No, ma sono contento che dalle prime volte io ho insistito su degli elementi che si stanno verificando e vi sto dicendo non che mi auspico quelle preoccupazioni, sono le mie preoccupazioni. 96, l'hanno calcolato, sembrava di più. E grazie, vedi, comunque è bello dare spunti. Sono sempre 96 km. Mamma mia. Dava l'impressione in TV. Posso dirti una cosa, fino adesso sono stato zitto, perché qui Garca ci cova. Chiaramente io in famiglia, noi siamo per la legalità, quindi sempre abbonamenti. Noi, tranne il gol di Koulibaly con la Juve, dove è mandato via il segnale per 5 minuti e poi la partita è ripresa da lì, in 4 partite di campionato, e non solo del Napoli, non abbiamo mai avuto problemi con DAZN. Questa cosa non la volevo dire, ne ho parlato privatamente con Valerio. Beh. Però mo incomincia un po' a puzzarmi questa critica continua. Ho sentito anche altri amici e colleghi. Non sto dicendo, io non lavoro con DAZN, con Media, con Sky, quindi lo sto dicendo in maniera molto onesta. Quindi io non vorrei che siano un po' delle critiche un po' strumentali. Sì, perché io ho avuto negli anni passati, e qui invece non le nomino, molti più problemi con le altre, con tutto che uno aveva l'abbonamento Platinum, un abbonamento cosa, quindi mai nulla di legale, ma proprio niente. Oggi la partita fluidissima dall'inizio alla fine, zero problemi, da prima di campionato, secondo. L'unico problema, ma lo disse in tutta Italia, che al gol di Koulibaly con la Juve proprio il segnale si è staccato e poi la partita è ripresa proprio da quel momento, ma qualche minuto dopo. Ma mi sono arrivati già dei video, dei segnali di colleghi che hanno detto peste e corna non so che televisione hanno, perché però insomma spero che sia solo buona fede, ma spero, perché io sono sempre per la buona fede. Io non faccio statistica, perché una persona non fa statistica, non è un campione, neanche la serie, diciamo, di telefonate, di raccolta, insomma, di dati a mia disposizione, che possono essere
un centinaio di persone non fanno neanche quello un campione. Però tutto sto disastro non lo so. Speriamo che non ci sia, che un gatto non ci cova, perché sarebbe veramente di cattivo gusto da parte di una certa stampa. L'amico A613 ci dà un dato, non significherà nulla, ma il Napoli è dai tempi di Diego che non ha la Juve a -10, quindi questo lo raccogliamo. È sbagliato, sì, molto bene. Voi dovete guardare 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, e sono diventate 8. Non è facile, perché Napoli ha brutte partite, nel senso, tutte difficili. Una Sampdoria che è in gran forma, la Fiorentina. Quando io ho detto queste 7 sorelle, un po' scherzando, ma chi li stabilisce? Non potrebbe essere la Fiorentina o le 7 sorelle? No, io nel frattempo ho raccolto, questa era una battuta che secondo me è geniale, perché ha ricordato il 5-0 del Napoli, quindi ricordiamo tutti quell'exploit. Voglio specificarlo. Io sono, ormai mi avete conosciuto in quest'anno, sempre per mettere al centro della discussione il calcio, l'analisi del calcio, anche le emozioni, anzi soprattutto le emozioni che lo sport è capace, quando è sano, di regalare. Senza nascondere, ho esordito oggi al secondo minuto, al minuto e 50esimo si sono sentiti i primi cori, perché la mia idea è che non sono 4 imbecilli, se no avremmo risolto il problema nell'85, dopo la tragedia delle Selle. Però non ho mai un fare velenoso di qualcuno che deve dire qualcosa, perché così si alimenta la polemica, no? Chi quello là che fa il salto della monnezza, quelle cose là, non produce niente quel tipo di giornalismo, no? Non crea i tifosi più esperti, più consapevoli, cioè. Quindi io voglio sperare che sia vero e che venga risolto il problema di Zazan, perché mettiamo che invece non è vero, il segnale va bene e continuiamo a avere queste informazioni, abbiamo buttato solo veleno, e poi dici no, ma il segnale va bene. Ok, domanda. La domanda che mi aveva scritto, grazie Marco per averla riscritta, perché altrimenti andavo in difficoltà, tecnicamente proprio secco, potrebbe funzionare centrocampo a 3 con Fabian Play e Anghissà e Demme mezze ali, quindi Demme mezzala sarebbe una delle novità. Dobbiamo vedere soprattutto Demme come rende mezzala, perché Anguissà oggi ha mostrato a un certo punto, poi ha terminato proprio prima più sulla fascia, poi è ritornato Play quando è stato sostituito, perché no? Lo stesso Spalletti ha detto il problema è che io non posso schierare 2 portieri, ma potremmo vedere tipo Mertens in appoggio a Osimhen, quindi con questo tipo di centrocampo, perché no? Intanto dobbiamo recuperarlo. Io sono molto dispiaciuto che Demme ha saltato tutta, perché poi la prima parte del campionato, perché poi è difficile trovare la condizione durante un campionato dove hai partite difficili. Però senza dubbio, potenzialmente, poi voglio sentire la tua, Valerio, potenzialmente perché no? Non vedo una negazione prioristica. mentre l'amico Marco ci dice Zielo è un fenomeno, ora non è in forma, ma se c'è non c'è niente Demme, non c'è niente Elmas che tengano. È bello ricordare proprio come c'è la disponibilità in questo momento. Quando Spalletti fa entrare un as, si resta 4-3-3 in realtà, e un as va nella zona, diciamo, di Politano, e Lozano si sposta dall'altra parte, Anghissà finisce centrale con la sostituzione di Fabian, e quindi vediamo Elmas riabbassarsi mezzala e Zielinski addirittura mezzala a destra. Quindi in questo momento, Guido, noi abbiamo brutti ricordi di Ancelotti, ma questo era un po' l'idea di versatilità che c'era all'epoca, che poi non ha funzionato per una serie di motivi, ma la possibilità di avere il famoso calcio più liquido ma fluido, insomma un calcio dove tutti possono fare un po' di tutto se hanno le letture. Ci sono, non lo dico per polemica, 2 considerazioni da fare su questa domanda, osservazione. La prima, che secondo me è sbagliata, e invece ben venga che Napoli oggi non ha avuto bisogno di Zielinski, cioè è riuscito a vincere con un Udinese in grandissima forma, imbattuta in casa d'Udinese. Non è sempre facile andare a vincere in trasferta, addirittura 4-0, con una squadra addirittura senza Meret, ma Ospina
comunque non è un portiere assolutamente né da buttare. Gattuso l'aveva messo titolare, perché vedete, io insisto, se tu vuoi fare un campionato di vertice, quindi tra gli 80 e i 33 punti, che sono tantissimi, quindi non da scudetto ma di vertice, hai bisogno che determinati elementi siano messi in campo, e tu la partita con l'Udinese, la partita tipo la Sampdoria, la vinci senza bisogno, perché Zielinski ha bisogno invece senza bisogno di Zielinski. Quindi ok, Zielinski lo sappiamo, è un giocatore forte che si prende anche molte lacune all'interno di una partita e del campionato, e invece io direi guardiamo la crescita di quei giocatori che possono essere molto utili durante una partita, durante il campionato. Oggi Elmas è stato molto continuo durante la partita, questa è una considerazione da fare. Quello che diceva Valerio poi è giusto, e infatti io ho insistito sul termine rivoluzione mancata. Ci sono tante cose che non possiamo raccontarvi sulla rivoluzione mancata di Ancelotti, ma ormai è inutile, cioè anche anzi seguirò con ancora più affetto, nonostante rappresenti il potere più assoluto il Real Madrid. Real Madrid. Io, chi ha voluto bene al Napoli vorrò bene, e quindi io Ancelotti comunque vorrò bene, anche se è allenato in un'altra squadra. Non mi tirete mai dalla giacchetta, non è andato via in maniera poco trasparente come Mazzarri, quindi Ancelotti gli vorremmo bene. No. Quindi sì, Zielinski è forte, ma a noi fa comodo che diventino forti anche altri, in modo tale che quando tu giochi col Cagliari, grandissima squadra che tra l'altro ha sempre un occhio di riguardo nei nostri confronti, se non hai determinati giocatori riesci a svangarla. Invece prima noi dovevamo avere quegli 11, sempre quegli 11, poi non vincevi col Chievo, perché se vuoi fare un campionato di vertice, è chiaro che poi ci sono dei giocatori che hanno qualcosa in più, è inutile nasconderlo, però fare 60, 65, 69 punti è una cosa, farne 75, farne 80 è già un salto di qualità, e non è facilissimo, e serve la crescita non di Panzerani, dei giocatori di collante, li vorrei chiamare così, ma di collante. Mi piace. Mentre salutano ovviamente gli straordinari moderatori, che io saluto e che salutano amici di qualunque nazione, perché abbiamo visto quando vengono a dire un as, l'amico è sicuramente algerino, è passato un amico argentino, vedi Flavio, muchas gracias Flavio, perché il Napoli accomuna tutto il mondo, e aspettiamo solo di esultare tutti insieme. Vediamo un po'. Dici? Sarei curioso, poi sentiamo subito la domanda, di vedere un as, siccome adesso c'è il luogo comune, spacca le partite come la Mertens, se ha una qualità costante anche partendo da titolare. Però insomma sono 4 giornate, sono ancora poche, vediamo, però c'è bisogno di almeno 20 elementi che non hanno logicamente tutti lo stesso messaggio, ma 20 elementi che si sentano coinvolti nel progetto, non possono essere 15 come era con Sarri, 14. Permettiamoci questa battuta che secondo me è sagace, figuriamoci quando torneremo in salute. Bella questa. Questa non è male, sì, bravo Luigi. Rispondere con l'Eurinea fa bene. E solo sai che, dico, applauso a Luigi, ma almeno cambiatele, insomma, che ci siamo pure scocciati di ascoltare sempre gli stessi insulti. Massimo ti chiede, domanda per entrambi, mi chiedo anche io, ma quando tornerà Mertens, perché abbiamo parlato quando tornerà DM, che ruolo potrà avere in questa squadra? Forse quello di Jolly, e che gran bel Jolly. Beh, da quando era entrato Osimhen all'inizio con Gattuso era appena dietro di lui in appoggio, lui intendevo a Osimhen, non Mertens, a volte si potevano scambiare. Io spero, voglio essere breve, che Spalletti, come è stato per Rafa e ci provò Ancelotti, non solo onori, ma proceda con un processo di crescita del Napoli che non può non passare per l'Europa League. Quindi se tu vuoi far bene l'Europa, dove il tasso tecnico è molto alto, io questi problemi dove può giocare, e quindi
andare ai sedicesimi, ma passarli questi sedicesimi, passarli gli ottavi, almeno arrivare ai quarti. Semifinale forse quest'anno è troppo presto, ma almeno i quarti dovrebbe essere l'obiettivo minimo per avere anche un coefficiente UEFA l'anno prossimo un po' più alto. E quindi mi servono i giocatori di classe. Poi se facciamo i miopi, il campionato, la cosa, io la Coppa Italia la vorrei vincere ogni anno. Perché no? Guarda quanto è bello. Cioè, poi è proprio bella mettersela. Quindi io la Coppa Italia, vi confesso, sono forse l'unico giornalista napoletano, coppetta. No, io la voglio vincere ogni anno, voglio la coccarda d'argento, cioè 10 coppe, mi incavolo quando lo vinciamo. Quindi il tasso tecnico dei giocatori è importante e ne servono più, quindi intanto recuperiamo Mertens. Penso che inizierà in appoggio a Osimhen, anche perché non sarebbe sprecato. Lui ha detto ormai non voglio più giocare sulla fascia, non è più un ragazzino, ce li abbiamo i giocatori di fascia, credo, oppure a volte si alternerà, nel senso giocherà lui prima punta. La Coppa Africa, caro Gennaro, l'abbiamo detta con Valerio. Esatto, questo è anche, questo fa il paio con la domanda di prima, perché ci sarà poco da porsi il problema che ne faccia. Arriveranno dei momenti, sono talmente tante le partite dove sarai costretto, anzi magari sarai corto di nuovo. Noi affronteremo la Juve sicuramente senza tutta la dorsale, perché per quanto possano, non lo sto dicendo da sportivo, no? Diciamo, mettiamo che tutte le squadre dei giocatori del Napoli africani vengono eliminati al primo turno, 3 partite, 4 mesi, quando mi ricordo devo andare a vedere il calendario, le devono fare. Siccome è un calendario fuori sincrono quest'anno, quindi Juve-Napoli non è la terza ma è la prima di ritorno, poi la prima di ritorno non avremo la dorsale adesso che sta facendo benissimo, Koulibaly, Osimhen, ma manco Younes e Anguilla, quindi Mertens dovrà essere in salute e non scompare. Assolutamente. Come diceva Edoardo, non ci manco nullo, diceva pure manco, non ci manco nullo. Scusa, non lo faccio per portare acqua al mio mulino, tra l'altro di una pigrizia nel mio canale, ma adesso devo riprendere a settembre visto che le serate dal vivo sono di meno. Il film di Martone è veramente bello, qui ti do io. È per un pubblico colto, adulto, ma è veramente un film raffinato. Beh, penso che tuo padre sarà impazzito perché da uomo da teatro. Scusate questa parentesi culturale. No, ma figurati, tu sei il padrone. Non servillo da Oscar, perché è un momento di grande fervore napoletano, perché ci sono tanti talenti nel mondo della regia, siccome si citerà solo, è stato la Madodia di Sorrentino. Intanto è uscito questo film ed è un grande film, consiglio la visione, veramente ti riconcilia col cinema. E poi c'è un Servillo che è magistrale, perché devi recitare come se stessi recitando in teatro, e lui un uomo di teatro prima di cinema, però ovviamente con la confezione cinematografica di un personaggio che è stato bigger than life e sopra le righe come Scarpetta. Queste vite disfunzionali, ma gli artisti lo sono così. Poi curatissimo, consiglio la visione, non perché abbia le quote azionarie di quel film, ma perché mi piace consigliare le cose belle. La vita è troppo breve per vedere i brutti film, e quindi meglio vedere quelli. Pensa che io, per non rischiare, troppo spesso faccio l'errore di rivedere film che ho già visto, perché mi danno quella pace interiore, so di non sbagliare. Fabio ci dice: il famigerato calcio liquido di Ancelotti consisteva nel cambiare ruoli e compiti di gioco senza dare certezze, e qui si danno certezze anche quando a partita in corso ci sono diversi piani tattici. Però non ne aveva iniziato così Ancelotti, dobbiamo dire, aveva iniziato proprio come Spalletti. Io direi chiudiamola questa parentesi, perché come vi ho detto prima ci sono anche delle cose che a questo punto, siccome non piace raccontare bugie, è meglio non divulgare. Lo stesso Ancelotti ha detto: non voglio raccontare cioè, no, è chiaro che noi tutti ci aspettavamo di più, lui stesso si aspettava di più. L'esonero è stato molto brutto da parte della società, sei proprio convinto, Aurelio, è una brutta pagina della nostra storia calcistica. Fidatevi,
Però questo fatto che anche qui non sono né amico né ho le quote azionarie di una pseudo società Ancelotti e Spae che venga trattato come un imbecille. Quello comunque sta sulla panchina del Real Madrid, quindi non proprio tutti. Allegri non è stato chiamato nonostante hanno cambiato vari allenatori. Non ha funzionato, lo dobbiamo vedere, non ha funzionato, ma non solo, e non è così, però diciamo non solo per colpe sue, ok? È vero, quello che dicevi, che ha detto l'amico Bellino, è vero, ma questo nell'ultima parte della gestione di Ancelotti. Nella prima parte ricordiamo delle belle prestazioni in Coppa Campioni. Ma infatti posso atteggiarmi un attimo? Io comincio la mia, tra virgolette, avventura di YouTube con la sconfitta con la Fiorentina il 3-0, perché lì stavo malissimo e fu più uno sfogo. Dopodiché mi sono fatto tutta la fase di Ancelotti e io ricordo di aver cambiato idea pesantemente durante il tempo, e lì mi sono anche reso conto di quanto è inutile e sbagliato e dannoso anche per se stessi dare dei giudizi definitivi e poi non poterli più cambiare. Io ero felice di quello che stava facendo Ancelotti all'inizio e non posso dimenticarlo, perché ci sono ancora i video. Chi se li vuole andare a vedere può vedere l'inizio dell'avventura di Ancelotti. La mia reazione all'epoca è di come eravamo tutti felici. Dopodiché cominciarono a non funzionare delle cose. Anche Ancelotti fu coinvolto con delle scelte particolari che mi portarono a richiedere, tra virgolette, l'esonero insieme agli altri. Però questo ti fa capire che non è detto che poi non si possa cambiare idea, non è detto che una idea iniziale debba essere confermata per sempre. Basta analizzare partita per partita. Beh, ci sono tante cose da dire, perché poi la maleducazione non so se è peggio dell'incompetenza. Sono sincero, veramente non lo so. Punto primo, io potrei rincoglionirmi in un secondo. Pare che abbia una memoria formidabile, soprattutto per il mio lavoro. Però fortunatamente, detto sia, diciamo, l'amore della mia vita, la persona più importante che nella mia vita, che è mio fratello, ho detto: mi raccomando, se vedete questo segnale, fermatemi, perché sarebbe anche brutto che rovino tutto quello che uno ha costruito. Quindi faccio un esempio su di me. Quindi potrebbe rincoglionirsi di colpo Ancelotti, facciamo. È diverso se tu lo tratti come un pirla. C'è una persona che ha più di 20 anni di carriera, altissimi livelli, che tra l'altro ha avuto l'Idom come allenatore, il Gotha, non solo come preparazione, come gestione del mondo del calcio, un signore, cioè poi Sacchi, che ha vinto tutto, che ha allenato, è vero, solo top team, e ha vinto tutto, Coppe Campioni, Supercoppe europee, là, trattato come un imbecille. Al massimo puoi dire: questa partita l'ha sbagliata. Invece c'è stato un atteggiamento, questo l'abbiamo poi replicato come Benitez, l'abbiamo replicato con Gattuso, di una certa stampa. Questo è inconcepibile, perché una cosa che tu ti ammali di Alzheimer, c'è un'altra cosa che non so quale motivo sei trattato. Altra cosa che non so se è peggio la competenza della maleducazione, tutta la polemica sul figlio. Tu mi devi dire se una persona è professionalmente capace o non capace. Quest'idea che solo per una questione di nepotismo, no, fosse incapace, no? Perché il ragazzo parla 3 lingue e chi me lo criticava a stento parlava italiano, con grandi problemi cognitivi, 3 o 4, non lo so. Comunque è laureato, ha varie specializzazioni. Con questo, di nuovo, non ho le quote azioni. Io non ho mai conosciuto personalmente il figlio di Ancelotti, quindi non ho mai avuto manco la possibilità di chiacchierare. Però non puoi dire, dice sì, non ha allenato, anche Sarri non ha mai giocato a pallone, anche Sacchi, anche Mourinho, ci sono dei grandissimi, non sono come Guardiola, eccetera. Maradona è stato il più grande giocatore di tutti i tempi come allenatore, ma probabilmente non sarebbe mai diventato un più grande allenatore, lo dico col cuore in mano, no? Quindi tu una persona professionalmente, che sia un dentista, che sia un insegnante, la devi valutare professionalmente. Dice, vabbè, ma stai giustificando il nepotismo? No, però non è Ancelotti che ha imposto il figlio senza nessuna competenza. Questo ragazzo comunque ha fatto anche un percorso di studi
e anche di carriera come secondo. E casomai il padre ci si fida perché ha un ambiente sano ed è preparato. Cioè, bisogna essere un po' più profondi, raffinati. Il nepotismo non è la cosa più bella del mondo del lavoro, degli arti, delle professioni, però si ometteva il fatto che il ragazzo avesse una preparazione specialistica molto elevata. Se andate a vedere il suo curriculum, che è scaricabile su Bene, è un curriculum di eccellenza. Questo lo stesso non ti garantisce caso, perché per me Sarri non sarà mai un grande allenatore, sarà un grandissimo studioso di calcio, o forse lo diventerà, lo capiremo fra qualche anno, un grandissimo conoscitore di calcio, ma essere allenatore significa, come la battuta di un film che si chiama Cincinnati Kid, è la dimostrazione che a volte anche una scelta sbagliata poi ti fa vincere la partita di poi. A un certo punto hai è così, ma è contrario da tutte le cose che ti hanno insegnato come Verciai. Ma il famoso è analizza la partita, ha saputo interpretare la partita. Che o ce l'hai o non ce l'hai, cioè, la puoi avere che sei stato un uomo di campo, come non potresti mai averla, perché ci sono tanti uomini di campo che sono diventati allenatori e non hanno fatto bene e vivacchiano nelle serie inferiori, eppure sono stati e non li nominiamo perché sapete, io nomino sempre l'eccellenza, non mi piace nominare i zoppi che c'è. Però tutto quello che è avvenuto intorno a Ancelotti è stato molto maleducato, e anche ha omesso il fatto che tu avevi una professionalità di massimo rispetto come quella di Ancelotti, con un figlio che si sta facendo, ma comunque intanto da curriculum, cioè andate a vedere in Serie A quanti professionisti sono seduti sulle panchine e hanno quei titoli di studio e quelle specializzazioni, e nessuno li mette, diciamo, in discussione. Quindi al massimo devo dire ci stanno piacendo delle scelte, cioè, perché è molto complesso il discorso da fare, però è stato affrontato in maniera molto superficiale e maleducata dal mio punto di vista. Poi ormai se ne sono andati via, tra l'altro un ragazzo educatissimo, molto garbato con il rapporto con i giocatori. Anche qui dicevano no, ma i giocatori non vogliono farsi allenare perché tu non hai mai giocato a pallone, ma anche Benitez si è rotto il ginocchio, ha dovuto rinunciare a una carriera molto giovane rispetto a quella che poteva essere il suo futuro, quindi bisogna essere un pochino più ponderati nelle valutazioni. Cioè... Luca ci chiede un commento sulle parole di Spalletti. Abbiamo un solo capitano, qua immagino sia un errore di battitura, che è Insigne, non penso che Spalletti abbia dato del capitano a K2, e abbiamo un solo comandante che è K2. Che ne pensate di queste numerose dichiarazioni d'amore? Vai, prima tu, Valerio. Qua io ripeto quello che abbiamo detto all'inizio, insomma, della stagione. Subito Spalletti ha individuato i due punti di forza e ha evidentemente scelto di coccolarli piuttosto che punzecchiarli. Hanno sempre detto che Spalletti faceva paura perché subito Insigne sarebbe diventato il nuovo Totti, il nuovo Icardi. Spalletti ha subito dimostrato che invece su Insigne ci punta, sperava nella conferma, sperava nella non cessione più che altro, e quindi se li sta coccolando come da dovere. Su K2 ancora di più rispetto a quanto abbiamo visto in passato, e a quanto pare sta funzionando, perché un inizio così prepotente di K2, addirittura con 2 gol, che non è poco, non l'avevamo mai visto. Allora io vi chiedo di fare uno sforzo di memoria e ricordarvi che dopo Ancelotti, che tra l'altro non ha potuto terminare il suo contratto, Koulibaly è stato visto e annunciato con le valigie in mano 3 giorni sì e 4 sì, 7 giorni su questa casa disdette, figli a scuola, anche con un senso di liberazione, non frasi scortesi come a Fabian lo sto accompagnando all'aeroporto. Parentesi, non è che avevano giocatori forti nell'epoca di Sarri, grandissimo maestro di calcio, già ti sei fatto espellere la terza giornata però, che hanno fatto una grande carriera, vedi Jorginho e Soci, perché poi alla fine avevano i piedi buoni. Se andiamo a giocare io e Valerio, anche se Sarri è un grande maestro, quindi Koulibaly in questi ultimi 2 anni e mezzo
ha avuto una pressione, nonostante lui ha dichiarato sempre un amore in maniera assoluta, ma con grande riservatezza, senza esagerazioni all'Icardi, che poi invece se n'è andato, no, nei confronti dell'ambiente napoletano. E non deve essere stato né bello né facile. Secondo me Spalletti, che non è un allenatore di primo piano, ha esperienza nella gestione umana, prima ancora che tecnica e tattica, avrà capito, perché lui li vede tutti i giorni, che ci sono delle ferite, prima ancora del celebre ammutinamento, delle tristezze. Poi i giocatori, cioè Koulibaly è uno dei giocatori più vecchi del Napoli e Valerio è molto più vecchio di lui. Cioè noi pensiamo che questi sono ragazzi, no? Li vediamo come eroi, ma in realtà invece sono molto più giovani di noi, tranne i giovanissimi che ti seguono, Valerio, ma sono quasi coetanei di un ragazzo che ha 27 anni che ti segue. E quindi secondo me c'è stato proprio un lavoro umano molto intelligente. L'ho detto, Spalletti mi sta piacendo tantissimo, che può portare, come fece Mourinho, in maniera lui provocava un po' di più, può portare molto bene, perché significa creare una sorta di scudo difensivo nei confronti dei tuoi ragazzi. E tra l'altro loro, quando trovano un allenatore così, vanno in guerra, no? E quando trovano un allenatore che ti ama, ti difende, tra l'altro ti mette anche nelle condizioni in campo di rendere bene, anche se ti fa un rimprovero non lo prendi più in maniera malvagiosa, ma c'è, oltre che un rapporto fiducioso, e poi le vittorie fanno bene nel senso che se un allenatore ti dice una cosa e tu vinci, non lo metti in discussione, anche se lui ha ragione. Dopo 8 giornate tu ne hai vinto una e hai 4 punti, dici, ma non è che forse le sue idee non sono tanto lo sentite? Allora io non me le invento le cose, ragazzi. Quando dico le cose, il fatto che quando un giocatore ascolta un allenatore di esperienza, lo fa con più meglio, perché ovviamente dice, capace che lui ne i giocatori alle volte, Guido, questo non viene detto mai, possono anche pensarla come noi tifosi. Molto spesso a qualcuno non piace l'allenatore che lo sta allenando, non gli piace il modulo e quindi non riesce a dare il massimo. Allora, per rispondere in maniera definitiva, e chiaramente mi prendo in giro perché non è affatto definitiva, forse Spalletti ha capito che Koulibaly aveva bisogno di molto amore, più di quanto ne avesse bisogno Mertens, che si autoalimenta con la città continuamente di amore, dedica a sua moglie Kate un panorama e lei restituisce il favore del compleanno passato in uno dei posti più belli sulla faccia della terra, Positano, e forse ha capito. Koulibaly è stato ferito da tante dichiarazioni in questi anni, forse, e quindi adesso ha bisogno prima di tutto di tecniche, tattiche, di potenza. Koulibaly non si discutono, però Guido dicevi che rendeva meno, certo, perché può darsi che non era sereno, questo fatto che no, ma lui si deve vendere perché si deve rifondare la squadra, si deve vendere, e casomai dici, ma perché io amo questa città, amo i miei compagni, sono orgoglioso di questa maglia, perché mi volete vendere? Significa che non lo amavamo tanto, se lo volevamo vendere. Ecco perché Spalletti lo sta riempiendo d'amore. Che meraviglia. Guido, siamo a 3 ore e 20. Io ho goduto, sto godendo dall'inizio di stamattina, in realtà, perché ti confesso che ho fatto le melanzane a funghetto per la prima volta bene, perché le ho fatte altre volte, ma questa volta veramente mi sono divertito. Ti ringrazio, Fabio, che ringrazia te, e ringrazio tutti gli amici bellini. Io venerdì vi hanno incastrato, anche se non è il mio settore, mi hanno fatto presentare un libro di filosofia che parlava di anima. Bisogna riempire e abitare l'anima, e ho fatto le 5:30 del mattino con questo professore di Roma, perché invece poi è bello creare rapporti, cioè il calcio prima anche nelle contrapposizioni univa, pure appunto tra squadre diverse. Tu ti trovavi in montagna, vedevi dei ragazzi che giocavano a pallone, chiedevi posso giocare io, tornavi a casa con la consapevolezza che avevi fatto degli amici, pure se quello ti fava Inter, Juve, eccetera. Adesso stiamo creando un mondo sclerotico, e mi piace invece invertire questa tendenza. È chiaro che oggi la vittoria
bella, cioè venuta bene, giocando bene, che è la cosa più bella, cioè proprio meritata, cioè il Napoli ha 4 vittorie meritate, alcune sofferte, Spalletti non l'ha nascosto, ed è da un lato un punto positivo, caro Valerio, dall'altro un po' mi preoccupa, perché non abbiamo ancora, tra virgolette, rosicchiato. L'Atalanta ha più vittorie di quelle che merita. È vero. Cioè, Anche con la Salernitana, io l'ho detto. Sono punti che ti trovi. Noi di più non potevamo farne 14, no? Quindi abbiamo preso anche oggi 2 pali, Sì. Però bene anche i commenti, bene questo clima. Io spero che non avvengano questi elementi di disturbo né interni nell'ambiente napoletano né esterni del sistema e si proceda con un campionato bello, ma ho troppi capelli bianchi per pensare, se mi dovessi scommettere, io non fomento le scommesse, però se mi dovessi scommettere come una poltrona per 2, il simbolico dollaro là, quindi manco €1, il dollaro vale di meno, però lo facciamo in omaggio al nostro amico Valerio che mi ospita con questa gentilezza. Ecco, se io mi dovessi scommettere con Valerio $1, dico: Valerio, tu scommetti che non succede, io però scommetto che qualcosa succede. E vediamo facciamo questa chi vince. Valerio ovviamente non se lo vuole scommettere perché sa che lo perde, detto. Ma è ovviamente amiche e amici bellini è per scherzare, perché troppa seriosità, troppa credine, troppo veleno, troppa volgarità, ci sta pure rimanere male, arrabbiarsi, però mai andare oltre, soprattutto offendere. Poi tra l'altro una cosa che non offendo gli altri, tra l'altro, e chiudo, l'arbitro non mettiamo oggi 0-0, non dava un rigore al Napoli, dava un rigore inventato all'Udinese, non partiva il VAR. Ma perché io me la dovevo prendere con un amico tifoso di Udinese? Mica era lui l'arbitro. Ragioniamoci su questa cosa, no? Cioè, bella e buona che te la prendi con l'arbitro, che mai conoscerà noi. Questa cosa io non l'ho mai accettata. Tu te la prendi con una persona che comunque né io né questa eventuale persona potevano influire sulla partita. Quando invece noi sentiamo le frasi dobbiamo vigilare, gli occhi aperti, sì, questo senso di onnipotenza che ogni persona, soprattutto determinati addetti ai lavori, hanno nei confronti del mondo del calcio, servirebbe un po' take easy e andiamoci a fare una pizza, che invece è sempre salutare. Ringrazio Rita che aspetta come tutti la 12ª giornata. Chi vuole intendere intenda, e recupero il messaggio generoso di Enzo Internos League. Siete d'accordo che Lozano mentalizzato a sinistra potrebbe alzare il livello nel gioco delle coppie in attacco? Comunque mi aspettavo tutto tranne la possibile abbondanza di scelta a centrocampo. Beh, questa è una bella osservazione, perché una delle cose che abbiamo detto all'inizio quando sono tornato da te, che le squadre vincenti, è chiaro che in Italia la difesa non è manco la base, non bisogna manco dirlo, cioè non si è mai visto una squadra che ha vinto il campionato che non fosse o la prima o la seconda difesa, no, del campionato. Poi qualcuno troverà una volta questa squadra ha vinto terza, però per un gol, cioè le difese sono scontate. Però devi avere un centrocampo forte, di qualità, e anche qui andiamoci a vedere. Detto, ed era il nostro tallone d'Achille, perché in questi ultimi gironi spesso non capivamo come dovevamo giocare. Detto, se Spalletti sta riuscendo a inquadrare, quindi valorizzare i suoi uomini, e beh, Napoli farà molto bene su Lozano a sinistra. È quello che dicevo di Elmas, Rachmani, cioè, è chiaro che tra l'altro Lozano fino adesso non ha inciso molto, però ci terrei a ricordare che Lozano ha subito un infortunio che sconsiglio a tutte le persone, non solo alle amiche belline, ma a chiunque, di non andarsi a vedere, perché quello è proprio pornografia, perché è veramente spaventoso. È andato lì da perdere l'occhio, quindi anche lui in ritardo di preparazione, può darsi pure che ti lascia un po' delle scorie di paura. Sarà proprio brutto l'intervento, non andatevelo a vedere, andate a vedere le immagini, le foto, perché ti impressionano letteralmente, ma chiaramente è un giocatore da recuperare con quello smalto che aveva l'anno scorso. Ormai lo stavamo vedendo a destra, ma chiaramente se lui inizia a incidere
come incide a destra e a sinistra, è un'arma in più, perché può avere una squalifica, può avere un affaticamento di un giocatore. Quindi noi più arme al nostro arco, frecce al nostro arco abbiamo, meglio è, mantenendo questa identità di gioco. Emiliano, ci sono persone molto più brave di me, più celebri, più famose. Quello che io vorrei nel mondo del calcio, soprattutto chi incide come me, me intendo come categoria, no? I giornalisti, quindi chi ha una funzione formativa, prima ancora che divulgativa, vedete, io uso la parola formativa, che mettesse qualità, che mettesse educazione, che mettesse anche l'italiano corretto. A me questa idea che ormai ci sono delle esasperazioni anche linguistiche, che tra l'altro nulla che hanno a che vedere con il calcio, forse acchiappano adesso il pubblico, però non è nostalgia, no? Ecco, non è tanto più Guido, io pretenderei come spettatore più qualità come l'abbiamo avuta negli anni, per esempio, per citare uno sport nobilissimo e meraviglioso, nel tennis, perché tu potevi avere, chiaro, la coppia meravigliosa, Gianni Clerici, mamma mia che penna meravigliosa, che memoria, che favola di narratore del tennis, con Rino Tommasi che era più statistico, ma anche quando c'era Ubaldo Scanagatta, quando si alternavano come coppia, comunque avevi un'analisi precisa del tennis, e la Rai aveva la Pericolo, no? Che è ex tennista, anche lei una signora del tennis, quindi competenza nell'analisi del tennis, lingua italiana, aneddoti, garbo. Io questo, cioè, perché non possiamo, siccome citavo sempre la pallacanestro, oggi voglio citare il tennis, e avevamo vari, diciamo, analisti, commentatori, era solo una questione di simpatia personale, che tu potevi avere una simpatia per uno piuttosto che l'altro, ma cadevi sempre bene, no? Che sentivi uno, sentivi l'altro, erano tutti competenti, erano tutti educati, erano tutti, nessuno era velenoso, e avevano solo uno stile diverso. Adesso abbiamo un po', questo lo dobbiamo dire con serenità, a volte un po' abbassato la qualità, ma alzato i toni. Dovremmo fare il contrario, ritornare ad alzare la qualità e abbassare i toni. Io non penso che Ubaldo Scanagatta, Gianni Clerici si sono mai strappati le vesti come Hulk perché ha segnato quello della tua squadra, o altre schifezze che abbiamo visto nel mondo del calcio, che sicuramente fanno audience, ma questo è stato sbagliato, perché invece dovevano non fare audience, ma è un discorso che se mai un giorno affronteremo. Gentilmente mi prendo questi complimenti, però sono sicuramente immeritati. Grazie mille signori e signore. Guido Gentile, alla prossima. Alla prossima. Grazie mille. Signori miei, io vi abbraccio uno per uno e cerchiamo di salutarvi. Siamo 3 ore e 31. La stanchezza diciamo che non la sento, perché forse sarà il risultato, sarà il fatto che devo finire di fare il video, quindi non posso essere stanco, perché domani mattina la prima cosa, analisi tattica, video, analisi tattica e video, vi dovrete dividere. I like, mi pare che qua avevo letto siamo arrivati a 7,40, 10 like proprio residui che vi trovate in tasca per un fatto di cortesia, di chiudere il centro di cerchio campo. Luca, mo arrivano le paste, ti salutano ancora Guido. Sono 30 anni che non vinciamo uno scudetto, quanto bordello per 4 vittorie. E vabbè, chi lo sta facendo sto bordello? Certo non io. Noi siamo calmi, eravamo calmissimi all'inizio della partita, Melenzani a funghetti più importanti del risultato, sempre, perché non sarebbe successo niente nemmeno a perderla. Hanno steccato le altre, avremmo steccato noi, invece no, stiamo calmi con qualsiasi risultato perché non è successo niente, proprio non c'è proprio problema. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Siamo arrivati? No, non vado, Fabio, me ne va, nel senso resto online zitto, però me lo dici tu. Amore azzurro sempre. Grande Luca, grande Roberto, ancora tantissimi auguri. Buonanotte Vincenzo,
meno 10 like come meno 10 a Torino, come vi state divertendo con questa classifica. E Angela dice 764, il che direi che è un bel numero per concludere questa live, dove possiamo anche dire, per un attimo salutate la capolista, ma per un attimo, giusto per toglierci lo sfizio di dirlo, e poi lo affrontiamo. Iron Mike, benvenuto in extremis, e lo affronteremo con calma. Domani mattina, analisi tattica da New York. Valerio Fluido è tutto, devo essere pronto con la sigla, se no non faccio partire niente. Grazie a tutti gli amici bellini che hanno deciso di seguire la partita con noi, senza dire abbiamo fatto dei numeri straordinari, lo sapete, li vedete tranquilli. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, io ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,